Un'altra bella canzone questa mattina, questo sabato di vigilia, domani una grande festa, con questa bella canzone di Pablo Perissinotto, che sta raccontando con le sue canzoni, con la sua musica, le storie vere, le storie quotidiane di fragilità dell'ambiente, delle nostre famiglie, di tutti noi. Allora ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza la dottoressa Gabriella Chiellino, che è cofondatrice dell'Istituto Marchio Qualità e Ambiente. Avete capito perché l'ho invitata? Voi sapete che a noi interessa tantissimo conoscere. E saluto anche da Mariano del Friuli, da Corona, precisamente Corona Mariano del Friuli Gorizia, la dottoressa Elena Roppa. Buongiorno dottoressa, delegata Donne del Vino Friuli Venezia Giulia. Come non parlare di vino oggi, chissà bottiglie domani che si stapperanno il lunedì, perciò parleremo anche di queste donne che sono riuscite a sedersi, a mio avviso, su poltrone molto importanti, poltrone che erano molto maschili una volta, e invece queste donne un po' alla volta, piano piano, si sono fatte strada. Non abbiamo ancora raggiunto numeri decenti a mio avviso come donne, ecco, anche perché sarebbe bello parlare di persone, ma c'è ancora questa divisione, non ne veniamo fuori, vedremo se ce la faremo, però dei passi avanti li abbiamo fatti. Allora, dottoressa Gabriella Chiellino, ci racconti chi è e cosa fa, prego. Allora, buongiorno. Beh, io sono una donna che ama però i temi ambientali ed energetici, e come dico sempre ai ragazzi, finito così il liceo, le scuole superiori, volevo, forse come donna, anche salvare, fare qualcosa di utile per il mondo. E allora c'era questa laurea in scienze ambientali che si stava aprendo a Ca' Foscari, era la prima annata, e ho provato a fare l'esame di ammissione. È andato bene, e allora vi dico che erano quasi 35 anni fa, perché quest'anno faccio proprio i 30 anni della laurea. E quindi è andato bene l'ammissione, sono andati bene 5 anni di studio, dove abbiamo imparato ad analizzare tutti i temi di impatto ambientale, quindi la produzione di rifiuti, le emissioni in atmosfera. Già allora si parlava appunto di temi legati alla CO2, cambiamento climatico, all'inquinamento dell'acqua sottoterra, quindi delle falde, e tutti questi temi che mi prendevano molto in anni in cui non è che si parlava tanto di questi argomenti. Esatto. E poi, appena laureata, mi sono messa a lavorare proprio sul tema delle discariche, dei problemi dei rifiuti, dell'inquinamento dell'acqua in aree proprio qui in Veneto. Da qui è venuta fuori anche tutta la questione dei PFAS. Mamma mia. E lavorando con le imprese del nord-est, le istituzioni, ormai 20 anni fa ho deciso di partire da sola. Avevo un primo cliente nel settore dell'industria, che era poi qui di Treviso, che era il gruppo Malgara Chiari e Forti, che allora aveva l'Olio Cuore, la Gatorade, eccetera. Sono diventata la loro consulente sui temi ambientali, perché volevano gestire tutta l'area di Silea, che era vicina poi al fiume, quindi in maniera sostenibile, e da lì sono partita da sola. Gli abbiamo certificato tutta l'area, che poi adesso è stata riconvertita a livello urbanistico, ed è nata E-Ambiente, che è questa società di ingegneria e consulenza ambientale che negli anni è cresciuta con i collaboratori. Però il mio primo collaboratore, che ho detto adesso parto col mio primo zainetto di un dipendente, perché insomma, a partire quel momento lì è importante, è stata una donna che sempre ricordo. Ma come lo dice, è andata bene? È andata bene. Come dire che non poteva andare male? Perché sui temi ambientali comunque sono molto attenta. Adesso la squadra ovviamente è mista, siamo una cinquantina di dipendenti collaboratori, e il mio sogno poi era entrare al Parco Scientifico di Venezia come parco di innovazione, e quindi abbiamo aperto la sede anche lì, che è il nostro quartier generale, e quindi di mestiere ci occupiamo di studiare gli impatti ambientali e anche oggi consumi energetici delle imprese produttive, ma anche delle istituzioni regionali o infrastrutturali pubbliche, per fare progetti di riduzione dell'impatto. Senta, dottoressa Chiellino, io la ringrazio per aver detto anche questa parola, PFAS.
perché io da anni invito le mamme di questi ragazzi che hanno questi FAS nel sangue, ho invitato i medici per l'ambiente molte volte e devo dire che la preoccupazione è tanta. È tanta perché non abbiamo ancora messo in sicurezza i siti, è tanta perché la politica, molta politica, non ascolta. Stiamo parlando di un danno ambientale qua nel Veneto che è enorme e stiamo parlando di persone. Allora io vorrei capire con lei, visto che voi ci siete, ci fate, perché date delle linee guida importanti, perché conoscete, sapete di cosa parlate, sapete benissimo i progetti da porre, da portare all'attenzione, che sono progetti molto sensibili e importanti. Secondo lei siete ascoltati abbastanza? Parlo a livello politico, perché gli addetti ai lavori non ne parliamo. Oppure c'è un business che va sopra l'interesse della persona, che va sopra il bene della comunità? Lei nel 2024 ha parlato della sua carriera, della sua storia anche universitaria. Come vede la situazione, dottoressa Chiellino? Allora, la situazione legata a questi temi ambientali che poi vanno a toccare la salute è una situazione conosciuta e in cambiamento, cioè oggi siamo in una fase che è un verbo che tutti, è una parola che tutti ormai usiamo, di transizione, che dico sempre che è un passaggio da una situazione prima a un cambiamento dopo, cioè noi dobbiamo pensare che siamo in un tempo, ci sono le sveglie qui davanti, di cambiamento, cioè ci dobbiamo proprio svegliare e cambiare il modo sia di stile di vita, che il modo di produrre, che il modo di muoverci, che il modo di abitare, ok? Quel tema lì di inquinamento è un tema legato a vecchie produzioni industriali. Adesso rispetto a questi 30 anni di lavoro che io ho fatto su questi temi, le posso dire che mi ricordo i primi anni era veramente cosa dice la legge ambientale, quali sono i limiti, li devo rispettare, se non li rispetto cosa mi può succedere. E ricordo sempre che le prime leggi su il tema rifiuti, la depurazione delle acque sono degli anni 80, cioè io ho studiato mentre uscivano le leggi. Ok, quindi recenti se ci pensate. Cosa vuol dire? Che prima l'abitare era in case a grandi consumi energetici, il fare processi produttivi era importante, produrre e dare lavoro, tutto il resto non conta. Vi ricordo che io vengo da Marghera, ma ho studiato proprio a Vicenza in quelle aree lì, ho fatto la tesi io su quelle aree lì, però in quegli anni lì c'era una libertà di buttare i rifiuti dove si poteva, contaminare le acque, perché? Perché la nostra industria, anche qui locale, del 1900, cioè ha 100 anni, le leggi ne hanno molto meno di anni di protezione. Quindi cosa vuol dire? Che quello che è stato fatto con una mancanza di regolazione, perché comunque c'era la priorità era anche ovviamente il lavoro e produrre, e quindi produrre. Adesso c'è quel desiderio di continuare ad un'economia che vuole crescere, continuare a produrre, però con una normativa oggi europea che ci chiede di stare dentro dei binari e lo chiede a noi come cittadini, perché è appena uscita anche la direttiva sulle case green, lo chiede alle imprese di produrre in maniera a basso impatto, soprattutto qui nel nord-est, dove abbiamo una contaminazione dell'aria elevata, perché penso che qui in questa trasmissione siano venuti molti altri a parlare della presenza delle polveri sottili, di un nord con questioni atmosferiche insomma impattanti, e quindi c'è una legislazione che chiede ai processi produttivi di migliorare e quindi di cambiare, migliorare i processi per impattare di meno. Quindi diciamo che siamo veramente in momento di svegliamoci e cambiamo da cittadini e da imprenditori, e anche nella politica, ovviamente. Appunto, perché si era dimenticata che forse va al primo posto, allora, perché noi siamo svegli, perché Treviso, io faccio parte di questa comunità trevigiana e devo dire che noi ci comportiamo bene anche a livello proprio di raccolta differenziata, siamo al primo posto. Però se la politica non ascolta e dà il là e continua a non vedere veramente quello che è il vero inquinamento, che non è fatto dal cittadino, mi dispiace, non è fatto, il
vero inquinamento viene da altri siti, da altri che loro conoscono benissimo, ma siccome questi importanti nomi fanno fatica a essere inseriti in un contesto di restrizione, perché questo è, e loro continuano in attesa. Lei ha detto, dottoressa Chiellino, leggi recenti, proprio per quello dovrebbero essere state delle leggi veramente ferree, invece mi sembra che con tanti rivoli a interpretazione. Adesso sentiamo anche la dottoressa Roppa, parleremo di vino, di donne nel vino, ma secondo me è un argomento che riguarda un po' tutti. Ecco, l'inquinamento non è femminile o maschile, l'inquinamento è inquinamento e dobbiamo, come dice la dottoressa Chiellino, tutti quanti mettercela tutta. Cosa ci racconta dottoressa Roppa? E sentiamo anche chi è la dottoressa Roppa, prego. Buongiorno, grazie a tutti, grazie Mirella, sono molto contenta di essere qui con voi, porto anche i saluti della nostra Presidente nazionale Daniela Mastroberardino. Sì, il tema della sostenibilità e quindi anche chiaramente dell'inquinamento è un tema molto caro all'Associazione Donne del Vino e appunto alle donne del vino produttrici in particolare, ma non solo. Io in questo percorso, quindi nel mondo del vino, entro circa una ventina di anni fa, dopo un percorso, una laurea in filosofia, quindi un tema non proprio tecnico, no, se vogliamo, dove però la tesi era relativa alla filosofia della cultura con diversi autori italiani prettamente, quindi c'era forse questa predisposizione mia già a quel tempo rispetto al Made in Italy, rispetto a mettere in evidenza, a valorizzare quello che poi sono le competenze o le risorse del nostro paese Italia. Successivamente sono passata in Alto Adige per un master in valorizzazione dell'enogastronomia e da lì poi ho iniziato il mio percorso proprio legato al turismo del vino, alla valorizzazione dei cibi e del vino, sia come docente che come consulente poi per le aziende, per gli enti. Ecco, la mia partecipazione attiva nell'Associazione Donne del Vino avviene già da molti anni e avviene anche per un tema importante che è quello della solidarietà femminile. Io credo che nel mio percorso professionale ho avuto tantissimi consigli utili sia da uomini che da donne e ho avuto l'esperienza positiva di avere delle mentori, quindi donne, che mi hanno aiutato moltissimo in questa strada, dandomi proprio consigli estremamente utili. E credo che questa riconoscenza e questo potersi mettere in rete tra donne sia anche la chiave del percorso che stiamo facendo come associazione nazionale. Ecco, il tema della sostenibilità, tornando al tema appunto relativo alla domanda, è un tema che noi seguiamo molto da vicino, sostenibilità ambientale ma non solo, perché sappiamo che poi anche la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica sono importanti, ma comunque il tema dell'ambiente è un tema importantissimo che va affrontato con certificazioni dedicate e sicuramente con un'attenzione al paesaggio anche dal punto di vista visivo, che è fondamentale per l'economia, che è l'economia anche del paesaggio e quindi del turismo del vino, per esempio. Una cosa che però salta agli occhi, dottoressa, ma proprio quando lei ha parlato di filosofia, perché forse anche grazie a questo lei ha capito l'importanza del territorio, della sostenibilità, dell'enogastronomia, del turismo, perché è quel salto in più che lei riesce a fare rispetto ad altre proprio per questa predisposizione che ha. Non è facile, è una questione a mio avviso di sensibilità che fortunatamente noi donne abbiamo, molto meno la riscontro negli uomini, anche negli ospiti che ho. Perché? Perché siamo nate così, è nel nostro DNA. Noi riusciamo a mettere assieme tutte quelle piccole cose che tutte le mattine incontriamo quando usciamo dalla nostra casa
e alla fine vengono fuori dei progetti meravigliosi, fatti di tante piccole cose. E io vi devo fare i complimenti perché tutte le donne che io invito, le manager, le ricercatrici, le chirurghe, perché qui vengono tutte, e devo dire che siete una più brava dell'altra. Allora io mi domando, ma sti politici, ste segreterie politiche, quasi tutte governate da uomini, si rendono conto dell'importanza che hanno nel territorio di questa figura? Lasciamo stare il femminile, parliamo di persona. Si rendono conto che forse far sedere queste donne, queste persone a questi tavoli importanti dove si devono prendere decisioni che riguardano la comunità, forse messe tutte assieme, indipendentemente che lei si occupa di vino e la dottoressa Chielino di sostenibilità o di altre o di cuore o di qualsiasi altra cosa, e uscirebbe qualcosa di importante per il paese, per il territorio? Non lo vedo. Mi dispiace dirvelo, ma non vi vedo. Non vi vedo perché sanno benissimo che portereste avanti delle cose per il bene della comunità, per il bene del territorio. E questo, a mio avviso, lo dico io, non lo dite voi, state tranquille, dà fastidio alla politica che sta guardando solo il business. Basta vedere i soldi del PNRR dove sono stati dirottati, dove all'inizio era chiaro che l'Europa diceva attenzione specialmente al sociale. È il sociale a 360 gradi, sbaglio dottoressa Chiellino? Mi dica la sua riflessione sulle mie parole. Allora, sulle sue parole, il PNRR ovviamente parte e viene fatto questo debito sul nostro paese di 250 più miliardi post-Covid, quindi deve essere il piano di ripristino di una situazione economica che si era aggravata, però con degli indicatori. Quindi gli indicatori che guidano e dovevano guidare, in alcuni progetti guidano, sono proprio legati all'inserimento dei giovani nel lavoro, alla riduzione dell'impatto climatico, perché viene proprio misurata la CO2, quindi la resilienza dei progetti anche alle condizioni meteo-climatiche. Ecco, lì anche i gender, la diversity, quindi la presenza di donne e l'implementazione di donne in questi progetti finanziati, e superare le diseguaglianze sociali. Quindi aveva delle indicazioni chiare, oltre che riprendere il prodotto interno lordo del nostro paese. Quindi aveva un'indicazione sociale molto importante, ambientale, nel sociale donne, giovani e lavoro, nell'ambientale clima ed energia. Queste sono le direttive del PNRR importantissime, sulle quali noi lavoriamo ogni giorno, e lo dico anche con orgoglio, che i nostri team di tecnici sono quelli che valutano i progetti perché abbiano queste caratteristiche. E tra i progetti importanti che abbiamo fatto l'altro anno sono anche quelle legate al tema dell'acqua, perché parlando anche delle questioni venete, oggi piove, c'è già la paura di cosa può succedere. Il PNRR deve anche finanziare la riqualificazione dei nostri territori dall'inquinamento, come i PFAS, e anche dalle questioni idrauliche di protezione, e quindi noi proprio cerchiamo di fare in modo che questi progetti rispondano a queste necessità reali. E quindi condivido con lei proprio alcune questioni, che questi incentivi che oggi ci sono e che ci dicono svegliamoci per fare progetti, perché l'incentivazione c'è, dobbiamo farli bene con una grande responsabilità. Quindi condivido che un team integrato maschile e femminile, perché insieme si portano queste cose, forse avrebbe un obiettivo ancora più forte di prendersi cura. Perché il tema è fare le cose per prendersi cura del territorio, cioè questi progetti finanziati bisogna farli bene perché riguardano il presente e il futuro. Dottoressa, la interrompo un secondo perché abbiamo Rinaldo da Venezia, poi sentiremo anche la dottoressa Roppa su quello come commenta le parole della dottoressa Chiellino. Vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno alle tue ospiti. Svegliatevi uomini questa mattina, svegli. Dire, dottoressa, che nel 1950 andavo in Pili a Venezia, partivo da Venezia, andavo in Pili. I Pili scaricava tutti i fanghi del Marghera,
tutti, perché c'erano i sangue che borbottavano di tutti i colori. E dopo, Pan Marghera, mi lavoravo con le barche, partivo da Mestre, andavo fuori a fare 5 archi, andavo a Lido, che era l'acqua nera, verde, marrone e viola. Ma vedete che schifezza, va bene? Perché non c'era depuratori, non c'era niente. E parlo di anni 60, 1960. Va bene? E cosa che fa a Marghera? Perché vada via l'inquinamento che aveva fatto a Marghera? Minimo, avevano altri 500 anni. E dopo che ha fatto? Dopo il figlio di Romi, cosa che non vedeva perché non ti avevi, ma che c'è, e ti fa per dire. È la roba peggio che avremo noi in Italia, in Europa, perché ti fa anche a volta ne compra tutti, nel senso che c'è nella carta igienica, nei pentole, nel vestiario di Roma, dappertutto. Qua in regione nostra, quando chi va a domandare, nessuno sa niente, perché c'è miliardi che gira sul TIFA e non ti farà niente, perché comanda chi ti dà la grana e nasconde tutto, perché è così dappertutto. Allora, licenzia solo per... Dai Rinaldo che devo andare avanti, fai il bravo. Non so quanti soldi all'anno. Maria in conto e fiabe, cosa ne mi cerca anche adesso, cosa che si può fare. Non vede niente da fare niente, come solo da andare a subire. Allora col vino, siamo i primi in Italia, quanto FIFA butti sul vino, per farlo venire fuori. Però i lavori ci hanno soldi, tutto non è una questione di soldi. Comunque Mirella ti saluto, ti faccio gli auguri di buona Pasqua, sta tranquilla, spacca il volo con Matteo perché ti chiamavano uno del grande e io faccio gli auguri anche ai due professoresse che sei qua. Grazie. Ciao, caro Mirella. Rinaldo, ricambio veramente sinceri auguri di buona Pasqua, grazie. Allora, dottoressa Roppa, sentiamo il commento suo, prego. Sì, allora io mi sento di portare un segnale positivo, sono un inguaribile ottimista. Diciamo che dal 1988, da quando è nata l'associazione Donne del Vino, in cui erano 20 donne pioniere che creavano questa associazione proprio per dire ci siamo e contiamo in questo settore, oggi siamo 1100 in tutta Italia, no? Quindi donne professioniste, no? Perché l'associazione appunto è composta da donne che lavorano attivamente, che sono produttrici, che sono enologhe, che sono comunicatrici, sommelier, quindi tutte le figure che sono all'interno della filiera. Altro dato estremamente positivo oggi è 1/3 delle aziende vitivinicole in Italia è a conduzione femminile, quindi anche qui c'è stato un cambio radicale nel modo di vedere anche e di dare la possibilità in questo caso a figlie femmine, quindi all'interno delle famiglie, perché parliamo di agricoltura, quindi sostanzialmente diciamo società familiari, quindi dare figlie o moglie, no? Ma in questo caso molte figlie, quindi giovani che fanno percorsi di studio inerenti e che oggi sono titolari o amministratrici delegate. Quindi, e dall'altro lato in questi 35 anni di evoluzione anche un ruolo della donna consumatrice moderata che si è alzato, no? E che quindi oggi ha un numero quasi pari agli uomini. Quindi abbiamo per il consumo del vino in Italia, per esempio, il 65% ha a che vedere con gli uomini e il 45% con le donne. Quindi una comunicazione anche nel settore del vino che va verso il mondo femminile. Che tanto ha fatto crescere anche per esempio la professionalità nel seguire i corsi di sommelierie, no? Che sono molto popolati soprattutto da donne interessate ad approfondire la conoscenza di questo settore. Ecco, il tema culturale forse è qualcosa che ci appartiene, proprio questo di approfondire la conoscenza dei temi quando ci appassioniamo. Quindi anche il tema della formazione continua, dove noi eccelliamo sicuramente. Nelle ultime ricerche che l'associazione ha fatto relative proprio al comportamento delle donne professioniste e delle donne titolari di impresa vitivinicola in Italia,
ci sono dei temi che sono particolarmente cari alle donne e che quindi svolgono il loro lavoro in un determinato modo, che sono quelli proprio della tutela del paesaggio, della ristrutturazione di ambienti piuttosto che della creazione di nuovi ambienti, no? E quindi di andare a rivitalizzare un territorio, e anche tutto il tema dell'accoglienza, quindi il turismo del vino, tutto il tema dell'export, no? E quindi del portare il prodotto fuori, e che ha a che vedere con la relazione umana, no? Quindi ci sono... Però, dottoressa Roppa, più lei parla e io sono convinta che è successo questo. Primo, perché credevate in voi stesse. Secondo, avete investito nell'azienda, avete investito nel valore umano, ci credevate, avete investito, e investire vuol dire raggiungere l'obiettivo. Io ho dei giovani che hanno investito nell'azienda, ci credono. Faccio un esempio, l'acquaponica ad esempio, a Crocetta del Montello, questo ragazzo che è andato in Australia si è accorto di questa cosa, l'ha portata a casa, ha aperto questa, la faccio breve, questa attività che veramente è incredibile anche come risparmio energetico, però qui davanti alle telecamere ha detto: non ce la faccio, la burocrazia mi mette con le spalle al muro, non riesco da solo, ho bisogno di supporto. Allora capisce che questa realtà, che è fatta da un ragazzo e una ragazza che hanno fatto questa coppia, si sono sposati, hanno avuto una bambina, cercano di investire, di portare anche la sostenibilità, l'ambiente, però non ce la fanno, perché nessuno li sopporta. Ecco perché trovo interessante questa squadra di donne, indipendentemente di cosa si occupano, quando c'è un progetto importante, di supportarlo, perché sono giovani, perché il futuro è loro, ma dobbiamo sopportarli. Prego, Roppa. Sì, il tema dei giovani, noi per esempio abbiamo dei progetti dedicati proprio ai giovani, entriamo nelle scuole superiori. È un tema carissimo proprio perché la maggior parte di noi è anche mamma, no? E quindi abbiamo questa vicinanza fortissima ai giovani, e sono uno dei punti fondamentali della nostra attività. Sono d'accordo, Mirella, vanno sostenuti, però è anche vero che noi siamo in un contesto economico e sociale estremamente complesso, quindi dobbiamo dare anche gli strumenti, che sono soprattutto formazione nella maggior parte dei casi, ma non solo, a questi giovani e queste giovani che vogliono fare imprenditoria, ma che magari non hanno tutti gli strumenti per comprendere la complessità economica in cui ci stiamo muovendo. E quindi io trovo, per esempio, nel mio lavoro di docente, che sono docente soprattutto per professionisti o comunque per adulti che vogliono appunto intraprendere un'attività dedicata nel mondo del vino, c'è un po' di vaghezza negli obiettivi alcune volte, quindi attenzione anche qui, dobbiamo ragionare sugli obiettivi e che siano a misura, che siano raggiungibili in un contesto economico. Bene, allora fermiamo, parentesi. Facciamo i bandi regionali. Io ho provato a farlo assieme a lui, ho voluto toccare con mano, ho detto bene, adesso partecipiamo al bando regionale. Ma ci stanno prendendo in giro o cosa questi bandi? Lei fa sì con la testa perché ha già capito dove vado a parare. Ma capisce che l'obiettivo è quello di far demordere, di non partecipare, certo, perché già nel bando si saprà chi vincerà. E di sicuro non è questa piccola attività, questa piccola impresa, perché sosterrà la grande impresa, perché non ce la fanno, dottoressa, è da diventare pazzi. Cioè solo a leggere all'inizio capisci che, guarda che forse non mi vogliono, infatti io ho detto così: tesoro, guarda che forse non ci vogliono, è inutile neanche che continuiamo, perché come dice lei sono talmente complessi, e lo fanno apposta, lo dico io, lo fanno apposta, perché non ci arrivi, non puoi arrivarci, perché ti mettono paletti, come fai a superarli tutti da solo? Sei appena nato, hai appena aperto gli occhi come attività, come azienda, come imprenditore,
Ma come fai a supportare, dottoressa Chiellino? Allora, posso dirvi, io sono stata anche una start-up quando non esisteva il tema start-up, quindi 21 anni fa il primo ho fondato E-Ambiente. E la prima cosa è la questione amministrativa. Io ovviamente faccio consulenza e ingegneria, quindi non dovevo produrre un prodotto che ha bisogno di un investimento iniziale molto elevato. Io il mio investimento iniziale erano i computer per poter scrivere e la testa, quindi lo studio. Lì di fronte a questa situazione anch'io ho partecipato a un bando, allora dell'imprenditoria femminile, però eravamo in poche, ero l'unica che aveva fatto un progetto di ingegneria. Però ecco, se posso consigliare, ho avuto bisogno subito di un commercialista, quindi da sola non ce l'avrei mai fatta. Ho chiesto in casa, ecco, per dirle chi era disposto a darmi una mano, perché io sono partita come un bravo tecnico, però senza la parte amministrativa contabile, che poi ho fatto un master dopo, però quando l'azienda è andata, che è quella fondamentale. sì, poi ho fatto un MBA, perché adesso di bilanci ne so anch'io, faccio parte anche di CDA eccetera, però all'inizio io ho chiesto in famiglia, io non so se dire che sono stata fortunata, però mia mamma che ci aveva allevati e che ormai eravamo grandi, di conti ne capivo, ho detto ma se i conti e gestiscimi il commercialista, perché io o lavoro o faccio i conti. Allora i primi anni sono stati così e io ho vinto il bando dell'imprenditoria femminile che mi ha permesso l'acquisto dei primi computer, perché io ho cercato sempre, abbiamo sempre cercato di autogestirmi, perché ci tengo che poi gli successi, quello che avvenga anche con la mia forza, però ho avuto subito a fianco una persona che sapeva di questioni amministrative, se no oggi start-upare è difficile. Allora quello che si può fare poi a livello regionale quando sono incentivi è creare delle commissioni, degli sportelli di aiuto, perché ecco all'inizio tu devi mettere in conto dei soldi per pagare un consulente amministrativo che ti segue in queste cose, perché anche sto ragazzo, dottoressa, però se io prima di partire devo già pagare, non parti più, non parti più. Per quello quando così, per quello poi sono nate le start-up, perché bisogna che anche a livello regionale ci sia un aiuto gratuito nel fare i bandi, perché sennò tu all'inizio devi mettere a budget minimo 10-15 mila euro per partire, ma un ragazzo che si è appena laureato, che ha un'idea, che ha dove li prende? E in banca chi glieli dà? Perché poi le banche ti chiedono la garanzia finanziaria e il ragazzo se non ha una casa, non ha qualcosa di che garanzia dà? Con tutte le sue buone prospettive, ma rimane fermo. Pubblicità. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto le tue. Allora Mirella, qui si parla di Italia, però si dovrebbe parlare di pianeta. Il problema è che quando uno produce, deve produrre come produce un canadese, come produce un americano, perché se loro producono in un certo sistema e possono adoperare tutti i diserbanti, i chimici che vogliono, e noi non li possiamo produrre, non va bene. Cioè noi non li possiamo utilizzare, non va bene, perché se il prezzo di quello che produco me lo fa la borsa di Chicago, io devo avere la possibilità di produrre come produce un canadese, come produce un americano, come produce un russo, come produce un ucraino, altrimenti devo andare in un altro mercato, ma quell'altro mercato non c'è. Questo è il problema. Un altro problema con l'ambiente è che quando piove, pioggia inquinata, l'acqua viene giù già inquinata, ma non solo qui in pianura padana, viene inquinata anche in Antartide, anche in Polo Nord, dappertutto. Quando piove acqua imbevibile, già adesso. Perciò noi dobbiamo pensare al pianeta, dobbiamo aprire gli occhi verso il pianeta, perché quando mi va in fumo mezzo Canada e il fumo arriva fino alla Spagna, quando mi va in fumo mezza California e il fumo arriva fino a New York,
quanto inquinamento viene prodotto, però non c'è nessuno che si occupa delle porte, non c'è nessuno che si occupa che le porte non prendono fuoco, o se prendono fuoco di spegnerle subito, perché non vale la pena che io non posso inquinare qui e poi mi va in fumo mezza Australia e non c'è nessuno che fa niente. Questo è il problema è il pianeta. Noi dobbiamo pensare al pianeta e c'è 1 miliardo di persone che muoiono di fame e di sete e questo pianeta ha più acqua che terra. Perciò noi dobbiamo aprire gli occhi, ma proprio a 360 gradi, perché non possiamo più stare qui nel nostro orticello a litigarci. Ciao Mirella, grazie. Grazie caro Leone. Leone è un agricoltore, perché così capite anche l'importanza delle sue parole, perché vive la terra, vive l'ambiente, vive il clima. Allora, dottoressa Roppa, come commenta le parole e quello che diceva prima la dottoressa Chiellino? Prego. No, stavo pensando appunto all'intervento del signor Leone. Che è anche molto importante, no? Il tema di quanto l'Europa e l'Italia stia andando in direzione chiaramente della tutela del territorio, dell'ambiente, quindi del biologico, oppure anche delle nuove, penso nel caso della viticoltura, delle nuove viti resistenti per un consumo sempre minore, quindi di prodotti di sintesi. È vero che in altri paesi, in altre parti del mondo questo non avviene, però è anche vero che fa parte delle nostre direzioni, quindi della nostra cultura e appunto dei nostri valori. Quindi dobbiamo anche tutelare questi valori che ci appartengono e ci contraddistinguono. Allora, per quanto riguarda il tema dei giovani, io trovo interessante un modo di vedere alle volte il tema dei giovani su un'età che si allunga, no? Siamo giovani per tantissimi anni, per dire, che è proprio questo tema della start-up, che siamo sempre in fase di start-up, proprio perché non arriviamo a decollare. Quindi questo trovo che sia reale e preoccupante. Lo stesso tema ha a che vedere con il mondo femminile, quindi con le donne che non sono in alcuni ruoli apicali, proprio perché ritenute giovani, se vogliamo, ma giovani non sono, e che quindi hanno tanta esperienza alle spalle, soprattutto hanno curricula molto pesanti, lato premi vinti, lato formazione, e che poi non arrivano mai in quei ruoli decisionali o all'interno di consigli di amministrazione, no? In alcuni casi. Quindi questo succede, per dire, io a 47 anni ancora mi sento dire giovane donna e dico no, non sono giovane donna. No, ho i miei 20 anni di esperienza, i miei titoli di studio, mia figlia e tutta una serie di cose. Dico, mi arrabbio, no? Devo dire, ma per fare quel lavoro... Ma sa perché? Perché noi, per molte persone, diciamo così, a 30 anni eravamo già vecchi una volta. Ecco, a 29 se non avevi un ragazzo eri già una zittella. Capisce come cambia il mondo? Allora adesso loro ci vedono e dico, ma questa non è mica l'età che... ha capito perché la chiamano giovane donna? Perché sono rimasti indietro, bisogna svegliarli. Sono rimasti... Non riescono a capire l'evoluzione invece della cura della persona, che adesso stanno copiando anche loro, finalmente si sono svegliati, adesso si curano anche troppo a mio avviso, certi. Si curassero un po' meno forse sarebbe meglio, perché non è che ci piace proprio l'uomo al femminile, curato sì, ma... questo lo dico io. Comunque, prego, dottoressa Roppa. No, questo per dire, sono perfettamente d'accordo con lei, Mirella, su questo, no? È chiaro che noi, anche per dire, il tema del moda e beauty, ancora oggi alcuni articoli legati anche alle donne del vino e alla nostra professionalità e a quanto abbiamo fatto in tutti questi anni li troviamo nella sezione moda e beauty. Quindi c'è qualcosa che ci stiamo perdendo, no? Tutto quello che stiamo facendo di grande, sicuramente c'è questa rivoluzione che stiamo facendo, la rivoluzione gentile, no? Come viene chiamata, perché non è che chiediamo a forza dei ruoli, no? Lo chiediamo con le nostre competenze, con le relazioni che attiviamo, però
ancora, come diceva giustamente lei, non arriviamo, no? E quindi arriveremo però. Ah sì, ci spero, ma io ci credo, sa dottoressa, è questione di tempo. Beh, ci sediamo sulle sponde dei fiumi, lasciamo che passino, poi vedremo, un po' alla volta ci arriveremo, però io volevo farvi vedere anche questa donna che combatte assieme ad altre donne che io sto cercando di supportare, che ha perso questo figlio sul lavoro, pensate, un dramma che non passerà mai, e questa donna sta combattendo per tante altre persone, per altre famiglie che hanno perso o possono perdere i loro figli o potranno perdere i loro figli. Andiamo a sentire cosa dice mamma Monica Battistetti assieme al marito e alla figlia. Siamo vicini a queste mamme, anche noi con la nostra croce. Si parlava di giustizia. Mattia è morto sul lavoro nel 2021 e finora abbiamo affrontato 8 udienze in un anno, perché il primo processo si è aperto l'anno scorso. Cosa posso dire? Noi finora abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo di non rimanere delusi, ecco. E andiamo avanti con la nostra croce. Abbiamo avuto nel nostro processo, ci sono 6 imputati per omicidio colposo. È vero, prima lo psicologo parlava che non ci deve essere rabbia, non ci deve essere, però solo chi prova sa cosa prova e sa che la vita è finita. Questa donna che continua a lottare per avere giustizia, per avere quello che rispetta di diritto, sapere la verità. Cos'è successo ed avere giustizia? Ancora una volta una donna assieme ad altre donne che vi ho fatto vedere nelle puntate precedenti. Questa mattina non ho tempo, ma lo dico alle mie ospiti, queste donne, queste mamme, pensate, che hanno partorito loro questi figli, queste figlie, che se le sono portate via nel modo più assurdo, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, e ancora hanno la voglia di combattere, di aiutare altre famiglie, di mettersi in gioco. Ecco, questo, ancora una volta la figura femminile. Dottoressa Chiellino, cosa dice? Ma dico che sono situazioni molto, come diceva la mamma, che bisogna provare, e comunque, come dicevi tu prima, parlando da donna, è ovvio questo generare la vita determina il fatto anche di creare quella speranza e quel coraggio, che è quella che penso ci accomuni, ed è oggi sabato santo, è anche il messaggio di questa Pasqua di Resurrezione, cioè di aver coraggio. Io che mi occupo di questioni climatiche e che incontriamo ragazzi, perché noi insegno anche in master universitari, adesso siamo andati anche alle scuole superiori, abbiamo un concorso che vorrei venirti a presentare con calma, che si chiama Ecologia Integrale, sicuramente, per le scuole superiori. Ma di cosa andiamo a parlare? Proprio dell'integralità del tema, cioè non dobbiamo aver paura di fronte a una situazione anche climatica che è nata anche un gruppo di giovani che si chiama Ultima Generazione, no? Che pensano di essere gli ultimi sul pianeta, e bisogna affrontare con speranza e coraggio. È il coraggio che fa la differenza, di credere che possono risolvere le cose, e quando succedono fatti gravi avere il coraggio di fare qualcosa perché non riaccadano più. Cioè quello che dobbiamo fare noi anche rispetto alle telefonate che ci sono state, che se noi ci mettiamo nella mentalità che il pianeta è uno, che ci dobbiamo prendere cura dei nostri territori, perché sono anche i territori del mio vicino, in Canada come si diceva prima, ecco, questo vi posso dire che io lo sto imparando molto da chi è più giovane di me. Cioè io ho sentito ragazzi di 20 anni che soffrono perché il loro amico australiano gli si è bruciata
arrivata la casa, ricordate? Quindi sentono questa connettività mondiale, anche noi la dobbiamo sentire, e solo questa a noi permette di poter far bene anche il nostro lavoro, che poi ci porta a fare anche dei progetti etici come questi nelle scuole. Quindi è un lavoro, qualcosa dico, anche una missione, come è la missione quella dell'insegnante, la missione essere madri. Ecco, però ecco, quello che penso ci accomuni a noi donne, assieme ovviamente a una forza solida, che è la parte anche maschile, no? È come essere due pilastri, due persone però la sul quale appoggiarsi. Però, dottoressa Chiellino, la parola pianeta la sentiamo nei giovani, sono loro che usano questa parola. Sì. Noi usiamo il territorio, sì, noi usiamo sì, il mio paese, sì, loro dicono il pianeta, sì, la sostenibilità, sì, l'ambiente. Abbiamo Pierina da Bagnoli. Ciao Pierina. Buongiorno a tutti. Io volevo dire, mi scusi. Prego Pierina. Perché sento parlare? Mi scusi, io volevo dire che è vero di questo green, di questo pianeta da salvare, ma uno che ha 600 euro al mese, che parlano tanto di aumentare il bonus, aumentare che lavorano in nero, perché io so quello che dico, perché ce ne sono anche vicino a casa mia che hanno reddito di cittadinanza, che sono 4 anni e anche lavorano in nero. Però non parlano mai di aumentare un po' queste pensioni, portarle da 1.000 a 1 milione, a 1.000 euro, non lo parlano mai. Poi volevo chiedere alla signora, è vero di fare le case green, però chi mi dà i soldi? Come faccio io a farmi la casa green? Con tutta la buona volontà. La seconda cosa, perché non andate nei campi rom che fanno fumi, bruciano di tutto il tempo dell'anno? Là bisogna andare, là inquinano, non noi che guardiamo di accendere il termo appena si può perché non abbiamo i soldi per poter superare le bollette, lo accendiamo un po' al giorno. Noi non siamo da guardare, quello è da guardare. E sulle classi, nei comuni che aprono perché hanno troppo caldo, non siamo noi che sprechiamo. E le case green, tutti vorrebbero avere la bella casa. Grazie, ma dove Pierina, sono un le abbraccio, possibilità? se no non riescono a risponderti le mie ospiti e meriti una risposta, ed è il buon senso che hanno le persone, capite quali sono i problemi che hanno veramente le persone, altro che la pista da bob, il ponte di Messina e tutto quello che si inventano per questi fondi, per queste montagne di soldi che arriveranno. Allora sentiamo come risponde la dottoressa Roppa. Prego dottoressa Roppa. Sì, no, i problemi reali effettivamente sono altri, sono quelli della contingenza, della quotidianità e sicuramente non si riescono a risolvere con grandi sistemi idealistici, quindi sicuramente questo. Certo, come dicevo, se noi come strutture riusciamo a ragionare in termini proprio di sì sostenibilità ambientale ma anche sociale, quindi il tema del sociale, quindi che sia le istituzioni ma anche le imprese, no? Che si rendano conto che i problemi sono altri nel quotidiano e nel piccolo, e anche i problemi delle persone, dei lavoratori. Per esempio ci sono aziende fortunatamente che oggi danno sostegno anche ai propri lavoratori, aiutandoli in diverso modo. Penso anche al tema ritornando al femminile, al tema degli asili nido all'interno delle aziende, quindi c'è questa sensibilità che si sta facendo avanti sicuramente, ma c'è ancora tantissimo da fare e quindi tanto da programmare proprio per la vita normale di tutti noi. Allora andiamo a vedere anche questo video che mi ha mandato la dottoressa Roppa, che è molto bello. La vite è donna. Andiamo a vedere.
Allora, dottoressa Chilino, ha visto che territorio, che foto meravigliose, che immagini che ha mandato la dottoressa Roppa per far capire l'importanza della rete, ecco, di far rete, di far squadra. Pierina giustamente deve fare rete con qualcuno per avere la casa green, per la bolletta, e voi state cercando di far capire questo, che Pierina non è abbandonata, non è sola. No, Pierina Prego. non si deve sentire sola, ma neanche anche tutti gli altri anziani che sono nel territorio, che hanno pensioni difficili. Innanzitutto il tema dei costi della vita è uno dei primi temi, prima addirittura del clima, oggi sull'agenda anche economica internazionale, ma bisogna arrivare all'obiettivo, che vuol dire non solo fare la casa green, ma prima ridurre i costi dell'energia, ridurre i costi di tutte le bollette che ci sono. Per fare questo sull'energia, ne avete penso sentito parlare anche del tema delle comunità energetiche, per cui riuscire a fare rete nell'abitazione. Per dirvi, io che abito in condominio ho cercato di capire come condividere gli spazi comuni per fare del fotovoltaico usando gli incentivi. Ovvio che è il mio mestiere, però noi stiamo creando la comunità energetica di condominio, che spero andrà in autoconsumo quest'anno, perché anch'io voglio ridurre la nostra bolletta energetica, ma assieme agli altri. Cioè io penso che la sfida adesso è non sentirsi soli sui temi ambientali, ma creare comunità. Oggi in Regione Veneto stanno uscendo, come sono usciti in Friuli eccetera, proprio gli incentivi su questo, però la signora da sola non può fare, ha bisogno di qualcuno vicino che ne sappia, proprio per permetterle di migliorare il proprio vivere, riducendo e condividendo l'energia, partendo anche da quel tassello lì. È una sfida in cui noi tecnici, noi adesso dobbiamo essere anche noi di supporto al territorio. È ovvio che un'importanza fondamentale ce l'ha l'amministrazione anche pubblica, perché il comune deve spiegare queste cose, la regione deve rendere semplice il fatto che arrivi questa possibilità alle persone di mettersi insieme per condividere anche il costo dell'energia. È una grande sfida, è quella transizione di cui parlavo prima, in cui dobbiamo metterci insieme. È quello che sta facendo anche la diocesi di Treviso, proprio cercando di creare questa comunità energetica, però il don che ho avuto ospite ha detto spero di farcela. Non è così semplice, dottoressa, perché culturalmente non siamo abituati più a fare questo, a fare comunità. È quello il grande problema. E poi la comunità energetica che prende gli incentivi dura 20 anni. Io dico sempre, dobbiamo fare un accordo che dura 20 anni. No, 2 anni. No, 2 anni. Quindi uno deve mettersi in una cosa, devo stare insieme in quella visione. Però ecco, per superare quello che abbiamo, adesso vi parlo da cittadina, da persona, quello che abbiamo vissuto isolandoci in quegli anni di Covid. Io penso che abbiamo capito tutti che è bello stare insieme, anche a livello tecnico, a livello green. Se stiamo insieme riusciamo a superare, perché un giorno sta uno più male, ci diamo supporto e ci diamo coraggio, perché è fondamentale che questo. È quello che si faceva una volta. Una volta però avevamo i cortili, dottoressa, adesso abbiamo i corridoi dei pianerottoli dove non ci conosciamo neppure uno con l'altro, e questa è la diversità. Le porte non avevano le chiavi, si lasciavano aperte, cioè è cambiato anche il modo, e questa, a mio avviso, che è stato proprio un messaggio devastante, la paura. La paura, sono riuscita a infondere paura. Io non posso sentire una persona che dice, diversamente giovane anche, non esco più dalle 5 in poi del pomeriggio, dalle 17, perché ho paura. Ma hai paura di cosa? Perché ci hanno messo proprio l'uno contro l'altro, ma non è così, io lo dico sempre. Sì, bisogna stare attenti, per carità, ma non è che siamo invasi da tutto e per tutto. Abbiamo delle zone più a rischio, è vero, ma dobbiamo stare attenti, non aver paura che è diverso. Cosa ne pensa dottoressa Roppa e come ci saluta, perché ormai il tempo è volato? Prego. Certo, sì, grazie davvero per questa carrellata di immagini. Volevo solo dire, ecco, il fatto di essere insieme, di fare rete, per noi come associazione non è solo magari da quello che traspare da un'immagine, quindi da un sorriso, da un abbraccio, è anche un modo proprio per costruire qualcosa
anche su temi importantissimi come il tema del femminicidio. Noi abbiamo subito la perdita di 2 socie recentemente, quindi una socia siciliana, la Marisa Leo, l'anno scorso, e una socia del Friuli Venezia Giulia, la Donatella Briosi, 5 anni fa, per mano degli ex mariti rispettivi. E quindi ci uniamo, no, come associazione e ci ritroviamo su alcuni progetti, sulle raccolte fondi, anche su questo, grazie a questi casi estremamente negativi che però ci portano verso degli obiettivi comuni, e fare rete è questo, no? Cercare di fare qualcosa insieme, e tutti possiamo farlo a tutti i livelli. Dobbiamo aiutare, dobbiamo supportare, dobbiamo investire sulla persona. Io ieri ho avuto il grande professor Gerosa, questo cardiochirurgo che veramente ha fatto un intervento incredibile col cuore fermo per 45 minuti. E lui ha detto una cosa importante e mi ha fatto i complimenti, perché gli ho fatto la domanda: sì, l'intelligenza artificiale, ma dietro l'intelligenza artificiale, questi mega strumenti di ultima generazione, c'è sempre la figura umana, c'è l'uomo, c'è la donna, c'è la figura. E lui mi ha detto: ma sa che io ho fatto una relazione proprio su questo? E mi ha premiato sulla domanda, perché dobbiamo investire sulla persona. Dottoressa Roppa, io ho un pacco di assegni così mercoledì da distribuire, grazie al 5 per 1000 di questa grande famiglia che ho di Sveglia Veneti, che mi aiuta a fare questo, perché il problema non è la Pasqua, è pagare la bolletta, è pagare la rata del mutuo, è riuscire a sopravvivere. Perciò io investo sulle persone, i soldi servono a questo che mi danno, non vado a investire sul banco più bello o su altre cose. Per questo è quello che mi chiedono le persone che vengono al banco: aiutami Mirella, mi telefonano. Allora cosa devo fare? Devo investire sulla persona o devo vedere se c'è qualcosa in questi luoghi che ho da mettere a posto? No, investo nella persona. Dottoressa Chiellino, come ci saluta? Vi saluto, che bisogna, mi ha fatto ricordare il primo giorno che siamo partiti anche come azienda e a investire su tutti i nostri collaboratori, e mi ricordo la prima volta perché ho deciso di fare il contratto a tempo indeterminato, che insomma avere sulle spalle, oggi ne abbiamo più di 50, perché proprio dovevano pagarsi il mutuo per fare la casa e la banca voleva un contratto a tempo indeterminato. Io ho investito su di loro, ma loro hanno investito su di noi, siamo cresciuti negli anni e ho capito che anche le tematiche scientifiche hanno bisogno di team di lavoro, e quindi io sono contenta, la mia azienda mi dà anche quella tranquillità nella difficoltà, perché so che siamo un team che si dà da fare, e spero appunto di andare avanti e poter supportare scientificamente anche le cose quotidiane legate anche alle bollette, grazie ai progetti che facciamo. E quindi buona pace a tutti, perché siamo a Pasqua, e tanti auguri. Grazie alla dottoressa Gabriella Chiellino, grazie alla dottoressa Elena Roppa di essere state con noi. Pubblicità. Mattia Perencin, sindaco di Fara di Soligo, civica centrodestra. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno. Allora, noi abbiamo sentito Elena Roppa, che è la prima, una collega dell'associazione Queste Donne del Vino, che stimola i territori a fare rete. Quanto importante è nel territorio fare rete, un territorio che l'enogastronomia ha evidenziato in maniera incredibile. I turisti sono estasiati, abbiamo le cantine, non so chi non le ha visitate, vada a visitare, sono dei musei, sono delle mostre, hanno investito. Ecco, l'importanza di fare rete, però bisogna anche investire. Prego sindaco, cosa ci racconta? Beh, intanto buongiorno e grazie sempre per l'invito e per lo spazio che ci viene dato anche per così presentare un po' il nostro sito, il nostro territorio. È chiaro che fare rete è fondamentale non solo sotto il punto di vista, in questo caso, dell'enogastronomia, ma in generale, perché mai come adesso più si sta insieme
si fa più si riesce anche a avere un certo tipo, insomma, di tornaconto e soprattutto di livello anche di professionalità, di sicurezza, di presenza su un territorio che ha voglia comunque di crescere. A livello turistico e dell'enogastronomia devo dire che molto si è fatto e molto si sta facendo e molto si dovrà ancora fare. Noi, come sai, dal 2019 siamo diventati sito UNESCO e quindi patrimonio dell'umanità. Tutti i comuni qui della zona, dell'area della DOCG, quindi la parte più alta dove si lavora con certe difficoltà, insomma i classici pendii molto ripidi, i viticoltori eroici, e devo dire che questo territorio è diventato sito UNESCO proprio per la tipicità e perché è un territorio unico, quindi anche su questo si è fatto rete, si è lavorato insieme per portare a casa un risultato importante che ha fatto sì appunto che diventassimo uno dei siti più importanti a livello mondiale. Questo per dire cosa? Questo per dire che oramai da soli non si va da nessuna parte, ma insieme si riesce a lavorare meglio e a vedere e avere anche una visione nel lungo periodo di quelle che possono essere le esigenze e anche le trasformazioni stesso che il territorio e la nostra gente ha bisogno. Quindi è fondamentale su tutto, sul lavoro, sulla vita. Si lavora anche meglio, ti dirò la verità, quando si fa rete, quando si dialoga, quando si parla, per cui è sicuramente forse il fattore principale per un paese, per un sito, per un luogo che ha voglia di crescere, quello di lavorare insieme in sinergia. Una cosa importante che questa mattina abbiamo sentito anche da queste due grandi, la dottoressa Chiellino e la dottoressa Roppa, la prima si occupa del marchio qualità e ambiente e la seconda delegata Donne del Veneto col vino Friuli Venezia Giulia, perciò abbiamo messo in mezzo tante realtà, ma quello che è importante è fare rete. Ma secondo lei, Sindaco, queste donne vengono ascoltate, queste donne che hanno le idee chiare su quello che è il territorio, il bene del territorio, il bene della comunità? Parliamo di energia, fare comunità con l'energia, fare comunità nel territorio. Giustamente la dottoressa Chiellino diceva, qui i sindaci devono mettercela tutta, devono spiegare cosa vuol dire fare comunità energetica, perché ce la faremo se faremo questa comunità, ma con progetti che non devono durare 2 anni ma 20 anni. Prego, Sindaco. No, è chiaro, come tutte le cose bisogna guardare più in là rispetto a quello che si guarda solitamente davanti al proprio naso. Bisogna guardare in progetti che hanno una durata o che hanno comunque uno sviluppo nei 10, 15, 20 anni, se si vuole cercare anche di intercettare quelle che sono, come dicevo prima, le esigenze della popolazione, ma anche cercare di capire quali sono i cambiamenti che fanno sì che poi un paese possa progredire o meno. Per quanto riguarda la questione delle donne, devo dire che nella nostra zona sono diverse le imprese a conduzione prettamente femminile. Questo spesso e volentieri è un valore aggiunto, perché inutile nasconderlo, le donne hanno quella vista in più, ecco, consentimi questa affermazione, una vista in più rispetto agli uomini, anche in quella che è l'intercettare l'esigenza del cliente che va magari in cantina o va in azienda, o nel capire prima quello che può essere un valore aggiunto per l'azienda stessa. Poi sul fare rete, come si diceva prima, questo è fondamentale, perché se si riesce ad essere in sinergia in qualsiasi tipo di attività si riesce appunto a organizzare anche un certo tipo di lavoro e a portare appunto quel valore aggiunto che magari spesso e volentieri da soli non si riesce ad ottenere. Prima tu hai fatto un passaggio, io ho ascoltato l'ultima parte dell'intervento dei tuoi ospiti prima in merito alle comunità energetiche. Devo dire che questo è un tema che è molto interessante e tra l'altro anche allo studio proprio in questi mesi, in questi anni, in questi mesi più che anni, da diverse insomma, realtà, anche gli enti locali. Non ti nascondo che anche noi stiamo guardando con molto interesse, stiamo anche cercando di capire come un ente pubblico può intervenire in questa direzione, proprio perché io ti parlo del comune che amministro, è stato veramente un anno difficile con l'aumento dei costi dell'energia, perché tieni presente, forse l'avevo anche detto proprio in una trasmissione
da te, noi siamo passati da una spesa di circa 200-250 mila euro di energia nel territorio comunale legata appunto a illuminazione pubblica e a scuole a quasi 450-500 mila euro. Quindi da un anno all'altro è più del doppio rispetto a quello che spendavamo, quindi veramente siamo anche portati ad andare nelle direzioni di valutare dove è possibile avere un risparmio e dove si riesce anche a tagliare, perché sono veramente delle botte incredibili e anche gli enti pubblici ovviamente fanno il possibile per cercare di tamponare queste situazioni che poi vanno a mettere di fatto anche in difficoltà il bilancio stesso, perché è chiaro che quei soldi purtroppo, dico purtroppo perché li ho proprio visti sfumare così, devono essere pagati andando a discapito magari di qualche altra attività che il Comune invece aveva in programma. Però Sindaco, non le sembra che siamo partiti male anche con queste nuove bollette, con questo mercato libero? Perché come è partito il mercato libero e il cambiamento, sono partite anche le truffe. Non le sembra che forse tra speculazione e truffa questi cittadini veramente hanno le scatole piene, non sanno più come difendersi, come parare? Anche perché non è così semplice. Ma cosa, dobbiamo girare col commercialista per fare qualsiasi cosa ormai perché il nemico è dietro l'angolo? Ecco, anche voi come sindaci state cercando di informare, perché guardate che il mercato libero è una cosa delicatissima, cominciano ad arrivare telefonate, persone che si presentano nelle case, specialmente dei diversamente giovani, con la scusa più plausibile, inimmaginabile, questi aprono. Ecco, come vi state comportando, Sindaco? Perché guardate che è veramente delicata la questione. Sì, questo è un altro grosso problema, ti dirò la verità che ormai sono anni che siamo bombardati da costanti telefonate, da persone che fanno firmare quei contratti farsa e si dicono mandati da qualche grossa società per poi estorcerti tra virgolette la firma in buona fede magari nel momento in cui sei sovrappensiero. Io stesso ne ho smascherati un paio d'anni fa 2 chiamando i carabinieri perché una signora mi aveva telefonato per dirmi appunto che queste persone gli erano entrate in casa. Devo dire che come tutte le cose purtroppo in questo paese prima si fanno le cose e poi si lasciano andare così come devono andare e non c'è una sorta di autogoverno anche su queste nuove questioni tipo il mercato libero, cose di questo tipo, cioè non c'è un coordinamento e una direttiva precisa, quindi viene lasciato tutto allo sbando e dopo succede quello che non dovrebbe succedere, per cui noi facciamo sempre informazione, io lo dico sempre, non aprite, perché anche quando se ci fossero delle società che vengono anche a cambiare i contatori, comunque avvisano e comunicano per tempo e lo comunicano a noi. Io dico sempre piuttosto fate una telefonata in più ai carabinieri o in municipio per sapere se è vero o non è vero, ma non aprite, perché spesso lo si fa in buona fede, magari queste persone si presentano anche al campanario di casa vestite bene, anche a modo, e poi ci sta il raggiro. Lo dico perché è successo anche a me e anch'io sono bombardato costantemente da telefonate di gente che vuole vendermi l'impossibile, quindi bisognerebbe metterci un freno e soprattutto governare questo tipo di scelte che vengono fatte a livello ben più alto di semplici comuni, perché poi anche noi ci troviamo a gestire veramente delle situazioni di difficoltà e anche spiacevoli. Allora è collegato con noi anche il dottor Massimo Pisciotta, medico di famiglia. Grazie dottor Pisciotta, è collegato da Jesolo Lido, buongiorno, si parla di tante cose, salute, ambiente, start-up, di tutto e di più, comunità energetiche, ma si parla molto poco, a mio avviso, di investire nella persona che in questo paese sta diventando sempre meno giovane, io li chiamo diversamente giovani, dottor Pisciotta, con tante patologie. Giusto. Ma con tanti problemi, non hanno punti di riferimento pochi, eravate voi il punto di riferimento, c'era il prete, il medico di famiglia e c'era il commercialista e c'era il farmacista. È rimasto quasi sempre il farmacista purtroppo, perché dopo la pandemia è successo di tutto e di più. Ma si vuole capire che queste persone hanno il diritto di essere ascoltate, hanno il diritto di essere curate. Io ho chiesto al direttore generale, il dottor Benazzi, ma lo chiederò anche agli altri direttori generali, di fare delle corsie preferenziali
per questi ultra ottantenni che devono aspettare queste visite, oltre mesi, se non addirittura anni, e non è detto che non lo facciano, così mi ha detto il direttore Giorgio Benazzi, che in agosto prenderà in considerazione perché ci sono dei cambiamenti. L'ascolto è fondamentale, delle volte non c'è neanche una vera patologia, manca questo ascolto che voi invece una volta facevate sempre, adesso anche a mio avviso, però molti non si ritrovano più. Ecco, cosa vuole dire a queste persone che voi incontrate? Voi sì che le incontrate e sapete i problemi veri che ci sono. Prego, dottor Pisciotta. Grazie Mirella, grazie anche dell'opportunità di dire che non è vero che noi medici di famiglia non lo facciamo più, anzi siamo in realtà fortunatamente ancora, non so per quanto, il presidio nel territorio di riferimento per le persone anziane, per tutti i pazienti e per tutti i cittadini che hanno bisogno di salute. La richiesta di salute è sempre più alta nel territorio e, a dir la verità, l'unico vero baluardo, il primo baluardo della salute è proprio il medico di famiglia. Io, per la mia esperienza, io sono anche presidente dell'associazione Alzheimer di Riese, la prima associazione Alzheimer della provincia di Treviso, e quindi con diversamente anziani o diversamente giovani, come dici tu, e malattia ho a che fare tutto il giorno. Io nel mio ambulatorio e fuori dall'ambulatorio penso di essere ancora adesso, fortunatamente dico per i miei pazienti, punto di riferimento. È che è sempre più difficile dare risposte immediate, è sempre più difficile raggiungere la diagnosi corretta in breve tempo, è sempre più difficile perché la richiesta di salute è altissima, le disponibilità e le risorse, e non dirò risorse finanziarie perché non credo che siano le risorse finanziarie a mancare, anche se nella salute si investe sempre di meno e questa è una tragedia, ma mancano oggi proprio le risorse umane. E anche noi medici di famiglia facciamo i conti con questo e purtroppo ci troviamo di fronte ad un numero di pazienti da assistere ormai insostenibile e che ci rende il lavoro difficilissimo. Dottor Pisciotta, io mi arrabbio molto con i segretari di partiti, ma anche con gli onorevoli, i senatori quando ho ospiti, perché io parlo molto chiaro. E dico, ma scusate, voi mettete sempre davanti la burocrazia. Ma chi è che ha messo la burocrazia? Non saremmo mica stati noi? Allora io aggiungo, voi mettete la burocrazia perché non volete dare le risposte. Perché noi chiediamo da anni di semplificare, chiediamo da anni di puntare più sulla persona e non sulle strutture. Ma mi sembra che state andando tutta da un'altra parte, lo conferma anche il dottor Pisciotta questa mattina. Ecco, si investe poco sulla cura della persona. Sindaco Perenzi, lei fa parte del centrodestra, ma sentono, ascoltano o ci fanno? Perché a questo punto non riesco più a capire. Ma come puoi pretendere che un medico di famiglia con i numeri che ha riesca a fare bene il suo lavoro, che dia risposte ed ascolto a queste persone che hanno tutto il diritto di essere ascoltate? È troppo comodo passare il cerino proprio dal politico alla burocrazia. Prego. Ma questo è un problema, quello che ha segnalato il medico poco fa, è un problema che abbiamo vissuto e stiamo vivendo anche noi nei nostri comuni, perché medici di base sappiamo che oramai ce ne sono davvero pochi, quelli che ci sono, almeno parlo per quanto riguarda il mio comune, più di qualcuno ormai è andato in pensione e riuscire anche a sostituirli e soprattutto a trovarli inizia ad essere veramente complesso e complicato. Se tu pensi che noi abbiamo avuto nel giro di poco tempo 2 medici di base per un paese di 8.500 abitanti che sono andati in pensione, fortunatamente sono riuscito ad intercettarne un paio, ma lavorando e
sentendo, informandomi per diversi mesi, e gli abbiamo creato una sorta di ambulatorio per potergli dare subito per poter dare subito una risposta a quei tantissimi cittadini, soprattutto, come dicevi tu prima, la fascia quella più anziana, che nei nostri paesi ha bisogno, e quindi questo è un grosso problema, e lo avremo anche nei prossimi anni con altri pensionamenti, perché sappiamo che turni massacranti hanno avuto soprattutto durante la pandemia, e quello che hanno passato anche durante la pandemia. Io ho mio fratello che lavora in ambito sanitario, e quindi mi racconta, e sono a conoscenza di quello che succede e di come anche sono stati trattati, e devo dire che questo sarà un problema che bisogna che la politica affronti da qui al prossimo periodo breve, perché non possiamo aspettare ancora molto tempo. Basti guardare i dati anche della sanità e poi le tempistiche che la sanità pubblica stesso dà. Non è possibile che per prenotare una visita si aspetti anche un anno, 6 mesi, 8 mesi. Io stesso avevo prenotato una visita per farmi delle analisi a dei nei, me l'hanno data l'anno prossimo. Quindi bisogna che qualcuno veramente faccia un ragionamento molto più ampio, e abbia voglia veramente di capire. Scusi, Sindaco, ma questo qualcuno sappiamo benissimo, un nome e un cognome, dobbiamo anche farli questi nomi e cognomi, perché se cominciamo sempre ad aggirare l'ostacolo e passare sempre il cerino, invece c'è il cerino che questa persona deve tenere in mano finché si consuma, ma la deve tenere lui, non la deve passare agli altri, non la deve passare ai sindaci, perché è lui che ha il cerino in mano. Stiamo parlando anche della Regione Veneto, stiamo parlando anche del governo, stiamo parlando anche delle segreterie politiche che devono mettere delle persone competenti, e adesso invece assistiamo a delle guerre fratricide tra partiti per le poltrone. Nessuno vuole lasciare la poltrona, tutti cercano di stare seduti, incollati a quella poltrona, invece di vedere, come diceva il dottor Pisciotta, e lo sta dicendo anche lei, quello che sono veramente i problemi reali del Paese. Cosa faremo in futuro se la politica non darà risposte? Perché la stanza dei bottoni non ci siamo noi, non c'è il cittadino, e non ci siete neppure voi e neppure i medici. Ci sono chi di dovere che dovrebbero prendere queste decisioni. Adesso sentiamo, Sindaco, i cittadini ci voteranno. Adesso si accorgono che ci sono i cittadini che hanno bisogno del loro voto, adesso ci sono i cittadini, e prima questi cittadini dov'erano quei bisogni che avevano? Dottor Pisciotta, cosa dice? I cittadini adesso, ma i cittadini hanno bisogno di risposte. Prima la Pierina da Bagnoli diceva sì, la casa green, ma con quali soldi me ne faccio? Come faccio a curarmi? Come faccio a pagare le bollette? Questi cittadini che si ammalano di depressione, poi voi dovete curare come? Prego, dottor Pisciotta. Allora, buongiorno Sindaco. Ci siamo conosciuti quando facevo l'assessore, e quindi vorrei spezzare una lancia a favore di questi poveri sindaci che, come noi nel territorio, ogni giorno cerchiamo di fare il meglio per i cittadini e con le poche risorse che abbiamo a disposizione. È ovvio che quando i problemi non trovano risposta nei luoghi dove dovrebbero trovare risposta, a doversi muovere per forza è il territorio, e nel più piccolo e capillare possibile, quindi a cominciare dai servizi sociali dei comuni, i medici di famiglia, e addirittura le associazioni di volontariato sono quelle che sostengono adesso in grande misura tutte le necessità che il territorio ha. Certo, anche l'ospedale, l'azienda sanitaria ha grandissimi problemi, soprattutto di risorse umane, come dicevo prima. È che torniamo anche a un argomento che era venuto fuori nel collegamento di prima, Mirella. Bisogna riuscire a fare rete veramente. In questo senso veramente è fondamentale. Se non si fa rete e non ci si unisce nella soluzione dei problemi, e piuttosto ci si scaglia l'uno contro l'altro per non affrontare il problema, e allora il problema non si risolverà mai. È vero, anche perché sta accadendo proprio questo. Invece di fare rete si sta cercando di colpire le fragilità. Pensi che io sto vivendo un momento con Villa Margherita
dove da 4 anni io assieme a tantissime altre associazioni, ULS, DUE, CONI, CIP, tantissime associazioni, abbiamo dato la possibilità di aprire questa villa abbandonata, ecco, senza chiedere niente in cambio, proprio per cercare di fare inclusione, di fare rete, perché tantissime associazioni hanno aderito. La stanno colpendo e stanno cercando di colpire il sindaco perché forse le carte non sono a norma, invece di vedere quella che era l'obiettivo, che era l'inclusività, quello che è sempre stato fatto, nel silenzio totale anche di quella sinistra che adesso cerca di colpire questo sindaco che ha aperto la villa ma le carte non sono a posto. Invece di guardare la parola inclusione, fragilità, capisce che continuiamo a fare questo? Questo lo stanno facendo i paladini di certa sinistra che si beano con la parola fragilità e la stanno colpendo. Che non è che colpiscono me, dottore, colpiscono le fragilità, ma per dirle che non si può fare rete, non è che si chiede cosa facciamo assieme, veniamo assieme, facciamo assieme. No, si vuole dividere, colpire. Capisce che questo fa fatica ad essere accettato dalle persone invece che in qualche maniera è del mondo del volontariato che sta dicendo lei, questo mondo che si rimbocca le maniche e dà risposte immediate. Cosa dice sindaco? Prego. Ma allora è chiaro che come si diceva prima, noi nei comuni siamo proprio la prima linea e spesso e volentieri, anzi volentieri e spesso siamo letteralmente abbandonati, quindi dobbiamo cercare anche noi di dare delle risposte anche dove noi non abbiamo competenze e dove anche noi non riusciamo ad arrivare, perché non vi dico cosa ci viene richiesto e non vi dico quello che facciamo per cercare di dare delle risposte ai cittadini. Io sono dell'idea, e lo dico sempre e l'ho detto ancora, che a certa politica, quindi a parlamentari piuttosto che anche a consiglieri regionali o assessori regionali, farai fare un'esperienza in amministrazione, quindi nei comuni, perché è lì che si capisce quelle che sono veramente le esigenze, che si tocca con mano la realtà dei fatti, le difficoltà, anche le belle cose ovviamente, ma si capisce e si riesce veramente a percepire quelle che sono le esigenze della popolazione, quelle che sono le esigenze della cittadinanza stessa. Poi purtroppo quanti sindaci è che tu vedi rappresentati in Parlamento piuttosto che in Regione? Pochissimi. Perché? Perché la politica tende a nominare gli alzamanos, sia da destra che da sinistra, o gli yes man. E questo è il vero problema, che spesso è gente che non ha competenze, lo abbiamo visto con qualcuno che doveva aprire come un tonno la scatoletta, il Parlamento come una scatoletta di tonno, e poi abbiamo visto che gente che è arrivata, ma potrei fare altri miliardi di esempi su questo fronte. Quindi veramente farei fare un'esperienza a livello amministrativo a certi politici per farli capire veramente cosa facciamo noi sindaci, e spesso e volentieri, se anche qualche volta magari diamo anche in questo caso l'apertura di una villa e magari manca qualche carta, bisogna anche capire perché manca qualche carta, nel senso è stata data perché piuttosto che la gente vada per strada è meglio lavorare insieme, ospitarli, fare dell'associazionismo, aprire certi luoghi e fare aggregazione, piuttosto che avere persone in giro per le strade, il degrado, i ragazzi che non sanno dove andare. Quindi dico, veramente il lavoro è da fare, c'è tanto, soprattutto nei comuni, io lo dico sempre, bisogna lavorare per il bene comune, quindi per l'interesse del cittadino, che poi di fatto è quello che ha più bisogno, è quello che viene da noi, perché la politica ai più alti livelli di fatto non c'è anche a livello territoriale, perché se tu adesso mi chiedessi con chi dovrei andare a parlare, con qualche parlamentare, probabilmente anch'io stesso, che sono un sindaco ormai da 5 anni, faccio fatica a conoscere gli stessi parlamentari perché non li ho neanche mai visti nel mio territorio. Avete capito come funziona? Allora sindaco, visto che si parla di comunità, andiamo a vedere cosa ha fatto invece il sindaco Perencin. Posa prima pietra, scuola a Farra. Andiamo a vedere.
stata una giornata storica perché dopo moltissimi anni siamo riusciti a dare al via questo importante cantiere. Posa della prima pietra a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, per la nuova scuola primaria che sorgerà proprio dove era collocata quella storica, costruita nel dopoguerra e inagibile dal 2017, anno dal quale i bambini fanno lezione nei container. La posa della prima pietra segna di fatto il compimento di una promessa. E era un grande impegno che mi ero preso fin dal primo giorno da sindaco con i miei studenti, e questo l'ho portato a termine, nel senso che ormai stiamo andando avanti spediti con il cantiere e per la primavera del 2025 i ragazzi potranno entrare nel nuovo plesso di Col San Martino. L'opera è finanziata per 3 milioni e 100 da fondi del PNRR, la restante parte invece dal GSE e da fondi comunali. Ci saranno 8 aule con altrettante aule polivalenti che saranno poi utilizzate anche per altre attività come laboratori, corsi di informatica e così via. Un plesso modernissimo a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico, un momento storico per il paese e per i bambini che frequentano la scuola intitolata a Gianni Rodari. Ogni classe ha scritto un piccolo pensiero e l'ha posto all'interno del pozzetto che sarà appunto la posa della prima pietra, quindi una bella soddisfazione anche da questo punto di vista, anche perché i ragazzi sono loro i veri partecipi e hanno partecipato loro attivamente anche a questo momento. Partecipazione dei bambini che non finisce qui. Abbiamo lanciato questa proposta, cioè saranno proprio i ragazzi a scegliere il colore della nuova scuola. È un bel segnale anche questo di apertura e soprattutto di renderli partecipi a quella che, ripeto, è una delle opere più importanti che il Comune di Farra di Soligo ha realizzato in questi anni. Allora, prima di commentare questo importante servizio che fa capire l'importanza di dare risposte alla comunità, la comunità fatta anche di bambini, di ragazzi che devono andare a scuola, su una scuola sicura, abbiamo la nostra Tamara da Spresiano. Ciao carissima. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, io ho bisogno del tuo aiuto. Cosa c'è? Ce la faccio? Ascolta Mirella, volevo fare una domanda al tuo ospite, non al sindaco, l'altro... Al dottore? Al dottore. Tranquilla Tamara, tranquilla, vai tranquilla. E dopo una poesia da leggere. Va bene, va bene. Io ho il papà che ha l'Alzheimer, non riesco ad accettarla e non ho mia mamma non ha nessun aiuto per avere l'aiuto di nessuno, perché mia mamma prende solo la pensione di mio papà vero. Mirella, aiutami tu, aiuta la mia famiglia, ti prego. Allora Tamara, stai in linea, intanto stai in linea così ti riprendi un pochino, vai tranquilla. E sentiamo anche il dottore così prepari la poesia, dai. Allora, dottor Pisciotta, ecco, la solitudine, magari ci sono dei punti di riferimento da dove andare, ma Tamara non li conosce, siamo sempre là. Ecco il medico di famiglia che dovrebbe fare questo, a mio avviso, anche questo, cioè un aiuto per far capire dove poter mandare Tamara e sua mamma. Prego, dottor Pisciotta. A questo proposito ho molto da dire, perché la mia associazione, l'Associazione Alzheimer di Riese, ha in atto una convenzione con i 29 sindaci del distretto 4 dell'US2, Marca Trevigiana, per il sostegno psicologico ai familiari e caregiver dei malati di Alzheimer. E ci sono 4 psicologhi a disposizione, ci sono servizi di sostegno anche psicologico telefonico, gruppi di automutuo aiuto e tutto quello che il territorio riesce a produrre sia dal punto di vista dell'associazionismo e quindi del volontariato, come i centri sollievo. Il nostro territorio lo offre. E mi dispiace che la signora non sia stata informata di tutto questo, perché il nostro territorio è uno dei più ricchi che esistano da questo punto di vista, e quello che ha la maggiore esperienza anche. Il medico di famiglia, è vero, dovrebbe conoscere, ma non può conoscere sempre tutto, però la rete e anche coi servizi sociali dei comuni e
adesso, almeno nel nostro distretto, addirittura con l'azienda sanitaria, la diffusione e la comunicazione, per esempio, di questo servizio per i familiari e i caregiver dei malati di demenza c'è. Ci si può e ci si deve rivolgere al medico di famiglia, perché le informazioni è il primo a poterle dare. Dopodiché c'è l'assistente sociale del comune e poi ci sono le varie associazioni. Il nostro, per esempio, il sito dell'Associazione Alzheimer di Riese, che è la prima, ripeto, della provincia, nata nel 1996, formalizzata nel 98, quando ancora l'Alzheimer era relegato in casa e si diceva che era l'età, colpa dell'età. Ha un sito che è uno dei più visitati al mondo, lo è stato il primo per molto tempo, e Associazione Riese Alzheimer Riese www, e si raggiunge facilmente e lì può trovare tutte le informazioni. Troverà anche i numeri di telefono ai quali può chiamare per il sostegno psicologico. Vede, dottor Pisciotta, mi scusi se apro questa parentesi in favore di Tamara. Il problema è, dottor Pisciotta, e lo dico tutte le mattine o quasi, che non tutti riescono a gestire questi nuovi strumenti. Non riescono perché non hanno abituato culturalmente a crescere con la nuova tecnologia. Guardate che delle volte fanno fatica anche gli ospiti a collegarsi con noi perché non riescono a gestire, se non hanno l'impiegato, il figlio, il fratello, e non parlo degli ultimi della classe, dottor Pisciotta. Allora io ho chiesto perché nelle farmacie oppure anche nei medici di famiglia non c'è un elenco anche nei servizi sociali, nei supermercati, dove queste persone, visto che abbiamo 7.500 associazioni di volontariato, ma se poi troviamo Tamara, come tante Tamare che non sa neppure che numero fare, non riescono a chiamare. Capisce che forse abbiamo un po' bisogno anche di un po' di cartaceo dove serve, che non solo reclama un cartaceo che serve. Ecco, questo lo chiedo poi anche al sindaco Perensin, ma voglio vedere se Tamara si è calmata e riesce a leggere la poesia. Vai Tamara. Buona Pasqua. Hola. Pasqua. Ecco, intanto i numeri ce l'abbiamo, Tamara, e te li do io, perciò là ci siamo. Vai Tamara. Pasqua porta ogni cuore armonia e amore, serenità e nuova luce. Questo è un giorno di pace, un giorno di fratellanza, amicizia e speranza. Bella, bella, bella Tamara, complimenti per la poesia, come sempre scegli bene, un grande abbraccio, ci sentiamo martedì, ti darò questi numeri dove rivolgere per aiutare il tuo papà, la tua mamma, la tua famiglia, e vedrai che ce la faremo, perché noi abbiamo queste, come dice il dottor Pisciotta, siamo forse anche tra i primi ad avere queste cose, come dice il dottor Pisciotta, il problema è conoscere e sapere, e purtroppo questo è, dottor Pisciotta, non conoscono. I servizi sociali non funzionano, io lo dico anche al sindaco Perensin, ho dato una girata, ma una girata anche a questo registro, non è possibile che un servizio sociale chiuda venerdì alle 13, alle 14, poi qualche sindaco, sì, ma io faccio anche altri giorni, io devo avere quello che deve aspettare di diritto. E perciò questi servizi sociali vanno rivisti. Mettete più personale, battete i pugni a livello regionale e governativo, ma portate a casa qualcosa per queste persone. Fate parte dell'ANCI, avete una forza incredibile, siete tiepidi non pensando alla forza che avete, sindaco, che è la forza dei cittadini che vi premiano se seminate bene, che sono con voi nei temi importanti. Ecco, io penso che dovete veramente essere più forti, ecco, gridare di più, perché in questo paese chi più grida più ha ragione, purtroppo funziona così. Prego, sindaco Perensin. Sì, allora, per quanto riguarda la questione dei servizi sociali, è vero che c'è bisognerebbe rivedere alcune questioni, dall'altro lato non farei di tutta un'erba un fascio, nel senso che
i servizi sociali dei comuni fanno veramente un grandissimo lavoro che spesso e volentieri non si vede, ma non lo dico perché debba difendere qualcuno o qualcosa, ma perché io personalmente lo tocco anche con mano e insomma noi cerchiamo veramente di avere una reperibilità H24. Tieni presente che noi qui nel nostro territorio, nel nostro comune, abbiamo diverse realtà a livello sociosanitario abbastanza importanti. Se tu pensi che io qui ho anche il centro di salute mentale qui in paese, che serve comunque un'area di 45-50 mila abitanti, abbiamo altre strutture che danno delle risposte subito ed immediate. Per quanto riguarda la formazione e l'informazione, quello sono d'accordo che va fatta. Devo anche dire che noi siamo abbastanza operativi nel momento in cui ci viene segnalato un caso, una criticità, per cui io veramente invito la signora a rivolgersi ai servizi sociali del comune, perché il comune non può davanti a una criticità far finta di non vedere o scaricare la palla a qualcun altro, perché nel momento in cui c'è veramente una reale difficoltà si interviene, e si interviene magari anche dando indirizzi e consigliando anche dove rivolgersi. In questo caso ho capito che c'è anche una convenzione firmata dal dottore con la sua associazione con 29 comuni del distretto, e penso che queste siano delle realtà molto importanti, le abbiamo anche noi nei nostri territori, sono molte, e posso dirti che c'è un grandissimo lavoro di queste associazioni in sinergia con i comuni e con l'ULSS, che danno delle risposte certe ed immediate. È chiaro che tutto e subito si fa anche fatica magari alle volte, però non direi che non ci sono, nel senso che ci sono e si fa veramente un grosso lavoro. Poi ci sono delle tematiche come può essere la questione dell'Alzheimer, come possono essere altre malattie, dove siamo magari, e dico siamo, ma in maniera generale molto più in difficoltà e molto più scarsi, ma perché magari ancora non conosciamo o non si conoscono ancora bene quelle che possono essere anche le cure o così via. Però dico veramente che a livello sociale e di rete il territorio della Marca Trevigiana e la Sinistra Piave è veramente ben strutturato, perché io li ringrazio sempre, i volontari, le associazioni di volontariato e tutte quante quelle persone che si adoperano per dare delle risposte certe ed immediate, e devo dirti che questo c'è. Allora vede Sindaco, voi confondete con quello che voi fate e quello che c'è nel territorio. Allora, io non so se è vero che dappertutto funziona, io so che ricevo continuamente, tutte le mattine, tutti i giorni, telefonate, mail, messaggi di persone che si sentono sole e abbandonate. Allora, io non devo essere fortunata a vivere a Fara di Soligo o in un altro comune, io devo avere quello che mi spetta di diritto e sapere quello che c'è nel territorio che può aiutarmi. Non lo devo fare io, lo deve fare chi conosce la mia situazione, che sa il mio nome e cognome, che sa il mio indirizzo e che può dirottare le associazioni di volontariato a fare questo. Ma se questo non avviene perché qualcuno ha il campanile più alto, perché qua viviamo in un territorio di campanili, caro Sindaco, basta vedere cosa sta succedendo in questi giorni in politica, ecco, per la carica di Sindaco o per altre cariche, lei capisce che quello che ne paga le conseguenze è il fragile a casa, perché del fragile non gliene frega niente a nessuno, o poco, oppure deve essere conosciuto in un comune che segue il sociale abbastanza bene, perché come lei ha detto manca personale, se no non avreste questi numeri. Personale perché non si investe nel sociale, nella famiglia e nella persona, non si investe nella persona, Sindaco. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto e sapere quello che può esserci, perché pago le tasse. Ed io devo essere informata e ci deve essere trasparenza su questo. Dottor Pisciotta, poi parleremo della scuola perché è un bellissimo esempio che ha dato, però vorrei sapere anche il dottor Pisciotta, ma com'è dottor Pisciotta? Il cardiochirurgo che fa il grande intervento, bellissimo, tutto va bene, poi arrivo a casa e se non ho una rete familiare, una rete di sostegno mi trovo da solo, perché gli aiuti non arrivano, e guardi che sto dicendo la verità, perché gli esempi li ho, cioè non è che faccio a caso. Ecco, anche quando questa persona viene dimessa dall'ospedale,
per le fragilità, le varie fragilità. Ecco che dovrebbe muoversi questa rete fatta dal medico di famiglia, dalle associazioni di volontariato, dal prete, da tutto, dal farmacista. Perché non funziona? Cosa manca in questo anello della catena? Dottor Pisciotta, secondo lei? Secondo me, Mirella, non è che non funziona, siamo all'inizio di una nuova, secondo me, di una nuova era della medicina del territorio. Si sta riformando tantissimo la medicina del territorio e stiamo facendo anche passi da gigante, a dire la verità, solo che partiamo da una situazione molto arretrata. È chiaro che al giorno d'oggi la solitudine e l'età avanzata è uno dei problemi principali di fragilità. Io dico anche le persone sole che abitano e che hanno più di 65-70 anni, dico 70 perché 65 se no comprendo anche me, e che abitano al quinto piano e che non sanno nemmeno come andare a prendere, hanno magari male all'anca, un'artrosi all'anca e non sanno come andare a prendere il pane. La medicina del territorio si sta riformando, adesso vedrete le case di comunità, vedrete le infermiere, prima o poi vedrete l'infermiere di famiglia, prima o poi insomma anche con il medico di famiglia e le medicine di gruppo l'assistenza diventa sempre più capillare. È ovvio che le problematiche sono sempre più complesse. Anche l'integrazione ospedale e territorio sta migliorando ed è sempre in avanzamento. Ci sono però, hai ragione, ci sono zone dove questo è fatto meglio, più velocemente e con buoni risultati, e zone dove è più lento. Si sa, è così dappertutto, però penso che in generale in quella direzione si stia andando. L'unica direzione che mi dispiace che vedo dove stiamo andando è verso il privato, ma quella è un'altra questione nella quale non vorrei nemmeno entrare in questo momento. Per fortuna che l'ha detto lei, perché sennò lo dicevo io, e questa è la questione. E non tirarmi dentro questa questione. Dottor Pisciotta, lei ha parlato di case di comunità, di infermieri per la famiglia, ma se non abbiamo i numeri? Ma lo dice anche il direttore generale, si spera in agosto di riuscire ad avere dei numeri diversi. Capisce, dottor Pisciotta, che noi abbiamo investito sulla struttura e non sulla persona, ma chi se ne frega della struttura bella se poi non ho il medico che mi cura o l'infermiere? Abbiamo eliminato gli ospedali per fare gli ospedali di comunità, ma se li avevamo già, dottor Pisciotta. Cosa siamo andati a inventarci? E stiamo demolendo degli ospedali che funzionavano benissimo. Sindaco Perenzin, prego, e soprattutto questa prima pietra su questa scuola importante, prego. Sì, noi abbiamo fatto la posa della prima pietra di questa nuova scuola, è la scuola primaria e quindi è stata una bella mattinata, ma soprattutto è una grande soddisfazione, perché quando si va ad investire per i bambini e per la sicurezza degli ambienti scolastici è sicuramente un punto a favore, nel senso che è questa la direzione che con la quale bisogna lavorare. Tra l'altro un edificio sicuro, un edificio che sarà pronto per la primavera del prossimo anno. Tu sai che noi a Farra di Soligo avevamo una situazione economico-finanziaria molto complessa fino a qualche anno fa. Dal 2017 i ragazzi erano all'interno dei container e quindi di fatto una scuola, per così dire. Adesso finalmente abbiamo fatto la posa della prima pietra e nella primavera del prossimo anno potranno utilizzarla. Tieni presente che poi con anche il dirigente scolastico e con la scuola stiamo facendo una serie di valutazioni per avere un edificio che non è che alle 2 del pomeriggio poi rimane chiuso, ma come dicevi tu prima, per avere anche un edificio che possa avere un utilizzo anche pomeridiano e serale con altre iniziative, altre attività legate sia magari ai più giovani ma anche a altre iniziative. Quindi una scuola a 360 gradi e che sia impegnata
tutta la giornata, non solamente nel momento in cui i ragazzi frequentano le lezioni. Questo è un investimento sicuramente importante, ma è un investimento che andava fatto anche per dare una sicurezza e una certezza alle famiglie, perché avere una scuola sicura e avere una scuola è sicuramente una cosa molto importante a livello territoriale. Io, scusami se mi permetto, ma ho un altro impegno subito dopo e quindi mi devo... finita ormai, stavo chiedendole come ci saluta e che auguri di Pasqua fa. Prego Sindaco. Ecco, io volevo ringraziarti sempre per la disponibilità che mi dai a partecipare. Ovviamente auguro a te, a famiglia, ma a tutti i telespettatori, insomma, buona Pasqua, di serenità almeno qualche giorno, perché insomma è giusto che sia così. Quindi buona Pasqua a tutti e auguri veramente di buone festività. Grazie a Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo. Sentiamo come ci saluta anche il dottor Massimo Pisciotta, medico di famiglia. Prego dottor Pisciotta. Tanti auguri, buona Pasqua Mirella, auguri a tutti i telespettatori e chi ci ascolta, auguri a tutti a casa, tanta salute. E rivolgetevi al medico di famiglia, sarà anche burbero, sarà anche, ognuno ha il suo carattere, ma vi può essere sempre d'aiuto. Speriamo che ci sia, perché ad esempio qui ho un servizio che adesso mando in onda, perché c'è questo medico di famiglia che non c'è in un paese nostro qui vicino, e allora io dico che chi sono i fortunati si rivolgano al medico di famiglia e gli altri si rivolgano ai servizi sociali. Io non so cosa dire, perché adesso volevo farle vedere. Uno che non c'è. Prego. Per uno che non c'è, tutti gli altri lavorano il doppio. Ecco, avete capito, poveretti, questi medici di famiglia che ce la stanno veramente mettendo tutta. Allora, grazie, pubblicità. Gian Antonio Darè, lo strappo oggi è ufficiale. Ecco. Portate pazienza. Pensa che... Pensa che Dio ti ascolti. Allora Darè, la corte è serrata, Flavio Tosi lo vuole in Forza Italia. Sì, mi vuole in Forza Italia, ma come ho ripetuto prima nella conferenza stampa, sono della Liga Veneta Lega Nord, sono in questo meraviglioso partito, in questo movimento politico dall'82, sono stato espulso, ma sono convinto che la Liga e la Lega Nord ritorneranno grandi dopo che Salvini sarà defenestrato. Resta leghista della Lega del Nord, precisa Gian Antonio Darè, che per il momento non cede alle lusinghe tosiane, anche perché il carroccio delle sezioni sembra acclamarlo. Dopo la mia espulsione sono chiamato in diverse parti della provincia di Treviso e non solo per andare a trovare le sezioni, perché si riconoscono nella mia idea della vecchia Lega, della vecchia Liga. E così Darè risponde a Giovanni Braido, candidato della Lega Ufficiale, che ai nostri microfoni lo aveva definito Peppone Baffone. Io sono onorato di questo di Giovanni Braido, perché Peppone, Baffone e Don Camillo sono state le colonne portanti del cinema italiano, e quindi sono onorato di questo. Darè, che tiene a battesimo Gianluca Posocco, 47 anni, attuale vice sindaco, una tessera della Lega non rinnovata in tasca. Ma sono tranquillo, fiducioso. Ho accanto un grande uomo, soprattutto, al di là di un grande politico che è Tony Darè, perché sottolineo è un grande uomo, e una squadra di persone competenti, c'è tanta competenza, lungimiranza, professionalità, voglia di mettersi a disposizione e ascoltare anche le idee degli altri. In squadra Posocco può contare anche su Antonio Miatto, sindaco uscente, anche lui di fatto ex leghista, perlomeno della Lega salviniana. Gioco forza, non sono cambiato io, ma è cambiata il movimento che avrebbe dovuto rappresentarci. Lei quando è che l'ha riconsegnata questa tessera? Non l'ho riconsegnata, semplicemente non l'ho rinnovata. Quando non l'ha rinnovata? La scadenza è il 31 di questo mese, il tempo utile per farlo. Finirà l'era Salvini? Tutto finisce a questo mondo.
Tutto finisce, tutti i nodi vengono al pettine, i conti li faremo in ultima, vedremo chi saranno i vincitori, però prima di salutare il nostro ospite che è Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo Veneto Lega, sentiamo la nostra Nadia. Ciao Nadia, se no mi cade la linea, ciao. Ciao Mirella, volevo parlare prima col medico, niente, comunque non è che siamo diciamo invitati a andare su tale ufficio, come ti ho detto ancora, ti menano torno, sì. Ti mandano da una parte e dall'altra, tutto per fare che ci stanchiamo. Io ho pensato questa cosa, ti mandano di qua e di là e dicono le persone poi si stancano e viva Dio, e non vanno avanti. Invece io mi batterò perché sto facendo ancora carte. Brava. Ma non è possibile, Mirella, se abbiamo i nostri diritti, al momento perché non ce li danno? È così Nadia, bisogna insistere, resistere, bisogna insistere. Sì, ma anch'io andare in giro, insomma, non è che ho 20 anni. Certo, hai ragione perfettamente, sono d'accordo. Ma quando io dico che i servizi sociali non funzionano, è inutile che me la girano, Nadia, è quello che sto portando avanti e voi lo sapete. Nadia, grazie, veramente un abbraccio. Tanti auguri anche a te e famiglia, comunque sai che ci sono se hai bisogno. Allora, grazie. Giuseppe Paolin, abbiamo visto questo servizio, lei è responsabile organizzativo Veneto della Lega, è una persona che ha il coraggio di dire quello che pensa, quello che vede, quello che sente. Qual è il futuro? Perché noi vendiamo delle lite fratricide ma solo per le poltrone, nessuno vuole più lasciare la poltrona, allora tutti diventano re e i principi e le principesse attorno, ma sotto sotto c'è la poltrona, è quella che non vogliono lasciare, altro che il bene dei cittadini. Adesso si accorgono che ci sono i cittadini e fino adesso dove erano? Prego Paolin. Mi permetto una battuta, diventano da re. No, allora, buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito. Beh, ma la sintesi l'ha fatta perché allora, io faccio parte della Lega da oltre 30 anni e vedo che le baruffe e le liti al 98,9% riguardano proprio le sedie. Fa sorridere sentire da re che parla che lui rimane nella Lega Nord e lui non rimane assolutamente nella Lega Nord perché di fatto ne è uscito volontariamente, perché si è fatto espellere, perché ha dato del cretino al segretario. Cioè, questo non lo cita mai. In qualsiasi organizzazione, fosse anche una bocciofila, l'insulto non è previsto, non è tollerato, anche perché adesso allora io lo sentivo in riferimento a Bossi tanti anni fa, sentivo no ma io sono leghista ma finché c'è Bossi non farò, non dirò, non voterò, non farò parte, e adesso sento la stessa storia per Salvini che si ripete e vedo tanti che si riscoprono leghisti, vedo questi di Vittorio Veneto che qualcuno l'ho visto a qualche manifestazione, ma qualcun altro che si definisce leghista, storico, non l'ho mai visto alle manifestazioni, li ho visti solo ricoprire assessorati e altri posti. Quindi la sintesi è al cittadino, diciamo, al cittadino non interessa, è questione di gossip, sono liti fra marito e moglie. Io non capisco quelli che escono dalla Lega e continuano a insultare, i social ne sono pieni. Cioè, se uno decide che la Lega non gli piace più, uno esce e fa qualcos'altro, farà politica in un altro partito, in un altro modo. Non capisco tutta sta credine, ognuno ha in mente la sua Lega, è un po' come la nazionale, sono tutti allenatori della Lega e hanno in mente una Lega, però questi signori, e dopo mi fermo perché non vorrei essere noioso, questi signori ai congressi che si sono tenuti, sia quello provinciale di Treviso, sia quello regionale, io non li ho sentiti intervenire.
il sindaco Miatto non l'ho sentito lamentarsi, né Posocco, non l'ho neanche visto, vorrei dire. Quindi adesso si scoprono ideologi di questa nuova Lega, vanno ai primordi, rispolverano qualcosa che non c'è più. Ma dove erano questi signori? Allora sentiamo Paolin, se non mi cade la linea, Gianfranco da Padova. Ciao Gianfranco. Ma Mirella, ciao, è un piacere di sentirti, complimenti per tutto quello che tu dici. Tu dovresti andare a Roma, ma non solo a Roma, dovresti farti in due, andare anche su a Bruxelles. Io dico una cosa, questi leghisti che hanno mangiato fino a ieri su quel piatto, di che cosa si lamentano? Le aziende stanno, se non si mettono aggiornate, che non cambiano con le persone, chiudono, spariscono. Ci sono di nuovi ragazzi che sono meravigliosi sentirli a parlare di progetti di futuro. Cerchiamo da poverino, che ho tutto il rispetto, perché è uno che quando ti serve a portare sacchi va bene, ma poi se c'è da fare qualcosa di più e fa fatica a farlo. Io dico, signori, buttano, e poi c'è una cosa, io con Tosi, se fossi stato un leghista non sarei mai andato con Tosi, perché ha fatto solo del male anche a Verona, sebbene ha fatto 2 mandati da sindaco molto interessanti, ma erano altri tempi. Adesso si è messo con Forza Italia perché non l'ha più voluto nessuno, se no lui non sarebbe andato con Forza Italia. E così vuol vendicarsi un po' della Lega. E poi io non lo so, non se n'è mai andato con lui, per un motivo che è passato, ha fatto disastri. Dopo che ha fatto il sindaco, ha fatto disastri. Mirella, ecco, io volevo dire solamente questo, che i leghisti devono capire che il mondo cambia e che ci sono bravi ragazzi che si spostino un po' in fianco, da un lato, perché se no fanno solamente del male alla Lega. E Grazie, se vogliono Gianfranco. bene, devono capire che è arrivato il momento di ritirarsi anche. Non dico ritirarsi, ma essere bravi consiglieri, non cambia niente. Io nella mia azienda, se non prendevo periti, dovevo chiudere l'azienda perché ho preso periti, non quello che mi scaricava il camion. E quelli che scaricano il camion adesso ci sono i muletti, ci vuole chi sa guidare il muletto adesso, c'è chi non lo sa neanche a spostare. Mirella, io ti faccio tanti auguri di buona Pasqua a te e a tutti i tuoi telespettatori che ti ascoltano, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie caro Gianfranco, grazie, guarda, veramente mi fate piacere perché siete voi la mia benzina. Io sarò anche il motore, ma voi siete la mia benzina. Allora Paolin, ecco, il cittadino a casa però comprende, indipendentemente del partito o della vocazione politica che ha, capisce quando uno sbaglia e lo boccia, e lo premia invece quando uno semina bene. Ecco, cosa voi pensate che succederà nel territorio? Perché mi sembra che più si avvicinano le elezioni, più queste elite pazzesche che fanno del male poi alla comunità, questa comunità che diventa sempre più confusa, e questo la preoccupa molto. Abbiamo sentito anche Gianfranco. Prego Paolin. No, l'intervento del telespettatore è stato puntuale e lo noto anch'io, c'è poca disponibilità al servizio, cioè come diceva, uno ha ricoperto un incarico pubblico, poi c'è un tempo in cui lo deve lasciare, c'è un'esperienza. Cioè, io invece ho sempre detto la Lega ha dato la possibilità a molti di fare esperienze che diversamente non avrebbero mai potuto fare. Quindi anch'io stesso ringrazio la Lega per aver potuto fare il parlamentare e aver fatto questa bella esperienza e cercato di mettermi a disposizione. Però poi c'è stato un momento in cui la Lega ha calato dei voti e parte di noi è rimasta a casa. Dispiace, magari uno voleva riuscire a terminare magari qualcosa che aveva pensato, ideato, però poi ci si mette a disposizione, non si è mai indispensabili, cioè tutti noi contribuiamo a creare un progetto, ma Senta, nessuno di noi è così. Però la gente a casa
proprio quando va a votare spera sempre che ci siano i migliori, ecco, perché purtroppo noi non abbiamo le preferenze neanche a livello locale, se devo dire la verità, perché abbiamo sindaci che poi pescano fuori l'assessore che non è stato votato, viene calato dall'alto, ma perché la politica premia i peggiori e punisce i migliori? Perché le segreterie non cercano di mandare avanti i migliori, ma sempre, non sempre, ma quasi sempre noi ci ritroviamo delle volte delle poltrone con delle persone e diciamo: ma chi è che l'ha messa qua questa? Ma cosa ha fatto questa per meritarsi di ricoprire un incarico così importante? Ecco, le segreterie devono tenere in conto l'opinione pubblica delle persone, che poi quando, specialmente nelle amministrative, premiano le liste civiche. Perché la politica è diventata lista civica? Perché si sono accorti che il cittadino era stanco del partito e si proponeva più nella lista civica. Io spero con le europee, con queste nuove elezioni, che veramente voi premiate i migliori, perché li avete. Avete giovani preparatissimi, avete delle personalità che finalmente possono vedere la luce e fare piazza pulita, di che magari, giustamente come dice lei, ha fatto il suo tempo, è giusto dare il posto agli altri, con tutto il rispetto magari anche del lavoro che ha fatto. Prego Paolin. No, ma allora la questione è questa, sulla politica si condensano tanti aspetti negativi, ormai è vista come un'attività, vorrei dire, sulla soglia dell'illegalità, e quindi tanti giovani preparati magari non riusciamo a coinvolgerli. Ma però, io lo amo ripetere spesso, la politica è lo specchio della società, cioè il politico non è che esce da Marte o viene calato che le segreterie di partito lo pesca sulla Luna piuttosto che su Giove, è lo specchio, purtroppo bisogna dire, lo specchio della nostra società, quindi a volte quando ci sono gli scarsi purtroppo abbiamo questi, cioè la torta la facciamo con gli ingredienti che abbiamo, dopodiché si può migliorare questo sistema? Sì, è vero, le preferenze potrebbero migliorare un aspetto, cioè scegliere direttamente il candidato, però io ricordo che le preferenze sono state abolite nel 92 come il male assoluto, facevano cordate illegali con i giochi delle preferenze. Qui il sistema perfetto non esiste, cioè, secondo me esiste il partito che è il fulcro della democrazia, e quindi va, a mio avviso, fatta una riforma dei partiti, perché non abbiamo più la stessa realtà degli anni 50 e quindi bisogna riformare, secondo me, l'istituzione partito. Allora, Paolina, aspetti, perché è arrivata una persona femminile che io sono onorata di avere ospite, perché è una invece che è sul pezzo, che cerca di dare il meglio di sé, di dare importanza ai giovani, e vi presento Giovanna Cordova, direttore artistico Associazione Tema Cultura, che è qui con noi per far capire l'importanza della cultura e soprattutto giovani e cultura. Prego, dottoressa. La cultura è un motore formidabile nei confronti dei giovani, ma soprattutto formidabile per la crescita di un territorio, una crescita armonica e una crescita che riesca ad essere inclusiva di tutti. Io lavoro con i giovani perché Tema Cultura è una scuola di teatro che ha sede a Treviso e che ha circa 150 allievi, partendo dai 6 anni per arrivare fino anche agli adulti, quindi io sono in contatto tutti i giorni con i ragazzi e vedo quanto i ragazzi possono dare, quanto hanno voglia di fare e quanto sia tante volte, come dire, uno stereotipo il parlare male sempre dei ragazzi. Cioè i ragazzi sono i bullisti, i ragazzi sono quelli che stanno attaccati al cellulare o attaccati ai giochi. Cioè, non è così. Noi abbiamo delle risorse sul territorio di ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, di fare cultura seriamente. Basti pensare che Treviso
è l'unica città a livello regionale che ha un festival di teatro classico, Mythos, la terza edizione, e i ragazzi che si impegnano in questo e che quindi sono disponibili, aperti a coniugare quelli che sono i principi della classicità con la modernità, è meravigliosa questa cosa. Quindi io per prima, cioè, mi sento di dire: non parliamo male dei giovani, ma ascoltiamoli, mettiamoci in ascolto, capiamo che cosa c'è dietro anche a determinati tipi di atteggiamento e soprattutto diamo loro delle offerte culturali serie, che li facciano crescere, che li facciano stare assieme, che li facciano fare squadra e che in questo modo diventino il motore per il miglioramento della nostra città e del nostro territorio. Guardi, prof, io la ringrazio di questo, perché io lo dico tutte le mattine, invito anche questi ragazzi e ragazzi che sono meravigliosi, sono nel pezzo, cercano di dare dei messaggi anche importanti con esempi positivi, certo. E io spero proprio che Sveglia Veneti serva a questo, a capire invece che abbiamo questa realtà. Abbiamo Sandro, prego Sandro. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Sandro da Padova e volevo chiedere come mai, quando adesso come siamo arrivati a, fra poco ci saranno le elezioni europee, se Salvini inizierà ancora con le solite bollette che, come quella dell'Enel, che diceva che quando sarebbe andato su, se lo avremmo votato, ci avrebbe tolto tutte le spese, quello lì che aveva fatto la pubblicità dei 70 euro non avendo mai usato il gas, come aveva detto che l'autodifesa che avrebbe cambiato la regola che se entra un ladro in casa della nostra proprietà si poteva difenderci. Adesso ritorneranno, quando ci saranno le votazioni, le solite dichiarazioni per la gente che lo vota, perché io sono sempre stato leghista, ho smesso di votare la Lega per tutte queste... Prima era colpa del Movimento 5 Stelle che non voleva fare le leggi e ha caduto il governo, e adesso qual è la scusa? Grazie Sandro, allora rispondiamo a Sandro con Giuseppe Paolin, però vorrei che dicesse anche qualcosa su quello che ha detto la professoressa Cordova, il mondo dei giovani meraviglioso, investiamo su loro, la politica deve aiutare perché loro stanno facendo e portando avanti dei progetti che devono essere sostenuti. Prego Paolin. No, ma sicuramente questi sono gli esempi virtuosi che abbiamo. Io lo dico in Lega, noi abbiamo esempi, cioè Zaia era giovane quando è stato candidato, quindi puntare sui giovani ormai è un luogo comune. Il problema è come riuscire a puntare sui giovani. La politica, e secondo me lo deve fare anche il sistema dell'informazione, appunto coinvolgendo e dando spazio a questi esempi positivi, virtuosi, ma anche cercando di non demonizzare la politica, perché così allontaniamo i giovani dall'avvicinarsi a far politica, perché almeno per quello che è riguardato a me, la mia è sempre stata una passione da giovane, e quindi mi rendo conto oggi che i giovani sono cambiati, non sono più i giovani come ero io 40 anni fa, ma bisogna far cambiare anche la politica, bisogna adeguare tutto. Fermo e dare... Paolin, perché la professoressa deve aggiungere qualcosa, perché vedevo che quando parlava la professoressa voleva dire anche qualcosa. Prego. No, allora, no, è giustissimo quello che dice, nel senso che Aristofane diceva che la forma più alta di cultura è la politica, perché politica vuol dire prendere parte della cosa pubblica. Quindi è verissimo quello che l'intervento è giustissimo. Per questo ci vuole una consapevolezza e per questo comunque bisogna partire, cioè, certamente ci può essere il giovane che vuole da giovane far politica e va avanti, ma il fatto di dare a questi giovani una preparazione culturale è fondamentale, perché nel momento in cui faranno politica avranno una marcia in più, saranno in grado di poter essere interlocutori nei confronti del mondo, perché ormai è cambiato il mondo, noi non possiamo far conto di essere qui e qui. Qui siamo nel mondo e quindi il fatto di avere dei giovani che fanno politica, perché è vero che
i giovani si sono allontanati dalla politica. È verissima questa cosa, ma è un errore, perché politica è fare cultura, è portare quello che uno ha, il suo bagaglio culturale di formazione, e metterlo a disposizione degli altri. Quindi cosa c'è di più bello? Allora, prima di sentire Vladimiro, ti prego di aspettare, vorrei vedere anche questi video che ha portato la professoressa Cordova, perché sono bellissimi, è una presentazione di quello che fanno i giovani, grazie a queste linee guida, che sono questi insegnanti, questi docenti che ce la mettono tutta per far capire che bisogna ascoltarli, e poi alla fine vieni premiato, perché questi ragazzi rispondono. Andiamo a vedere il video presentazione. Abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo. Prima facciamo i complimenti alla professoressa Cordova. Avete visto l'impegno di questi ragazzi, cosa riescono a dare e a fare? Guardate che non è sempre semplice il teatro. Prego Vladimiro. Ma intanto chiedo scusa alla professoressa perché il mio intervento che sarà un crollo di qualità della trasmissione. Non importa, vai avanti, veloce però. Sì, ma voglio dire una cosa al signor della Lega. Il problema del che tipo del sistema elettorale è successivo, secondario, un aspetto che per me è quello principale, la qualità della classe dirigente, senza fare riferimento a nulla e nessuno in particolare, ma se la classe politica è brava, è di qualità nel suo insieme, va bene qualsiasi sistema elettorale. E quando che comincia a battere in testa, che allora si è obbligato ad andare a vedere che sistema elettorale adottare per evitare certi vizi, certi errori, certe manchevolezze. Purtroppo l'inaffidabilità tipica italiana su questo qua sta diventando una malattia anche qua in Veneto. Qua bisogna aumentare la qualità della classe politica. Grazie Vladimiro, sei stato chiarissimo, devo correre perché sai che la puntata dura poco. Grazie, dura poco, dura tanto ma dura poco. Pauline, allora intanto io direi una cosa, Pauline. Perché non andate, quando ci sono questi spettacoli, veramente nelle scuole farvi vedere? Perché voi andate nei mercati quando ci sono le elezioni, perché trovate le persone, però avvicinarvi anche alla scuola, parlare a questi ragazzi. Cosa dice professoressa? Capire quello che fanno e premiarli, perché vanno anche premiati, sì, allora li stimoliamo. Cosa dice Paolina? Poi sentiamo la professoressa Cordova. No, se andiamo fuori dalle scuole ci arrestano. Cioè, io prima stavo dicendo che la politica ormai ha un'aura così negativa, cioè, e io lo vedo anche sulle regole che impongono alle campagne elettorali. Cioè, oggi è difficile far arrivare un messaggio politico a casa di un cittadino. C'è la privacy, c'è questo. Cioè,
abbiamo tolto il finanziamento pubblico, abbiamo tolto la possibilità dell'agevolazione postale. Io, che faccio politica da 34 anni, sono veramente in difficoltà. Noi stiamo tornando a fare politica chi ha soldi. Questa è la nostra realtà di oggi, perché tra l'aspetto negativo, e io voglio dire, l'Italia è un paese di corporazioni, cioè non c'è solo la politica che ha aspetti negativi. Io sentivo prima parlare di medici di famiglia, mi permetto di far notare una cosa e l'ho vissuta da parlamentare. Durante il Covid i medici di famiglia, non tutti, ci sono le persone virtuose, ma la gran parte è sparita, non rispondeva al telefono. Quindi certe cose, come sono negative in politica, sono negative anche dalle altre parti. Ecco, bisogna, secondo me, riformare, dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi alla politica, e quindi il partito deve avere la possibilità di spiegare cosa vorrebbe fare. E rispondo al telespettatore di prima che diceva Salvini aveva detto che riduceva le bollette. Sì, è vero questo, però poi ci siamo scontrati. Ad esempio, io faccio l'esempio del super bonus. Il super bonus ha fatto, allora, per chi ha ristrutturato casa e ci è riuscito, è stata una grande opportunità, però per il resto è stato un buco finanziario enorme. Mario Draghi l'ha definita, e non ho grande simpatia per il mio ex Presidente del Consiglio, ma l'ha definita, e io sono d'accordo, la più grande truffa, sicché abbiamo dovuto pagare dei debiti che non avevamo. È vero però che se ci fossero i controlli queste truffe non ci sarebbero, ma è possibile che in questo paese, anche se esce una cosa buona, poi ci sia sempre la speculazione, la truffa. Ogni mattina ci alziamo con una speculazione e una truffa. Aspetti Paolini, perché voglio che intervenga anche la professoressa, perché abbiamo visto uno spettacolo magnifico. Ecco, questi ragazzi appunto di mandare esempi positivi, anche la politica deve mandare, Paolini, un esempio positivo, devi investire nella scuola, nella famiglia, devi investire in questo sociale che si sente abbandonato, i giovani sono abbandonati, i diversamente giovani sono soli e sono depressi. Cosa dobbiamo fare? Per fortuna che abbiamo questi docenti che hanno questa sensibilità. Prego prof, e complimenti per cosa abbiamo visto, lo spieghiamo anche perché è giusto anche capire. Abbiamo visto uno spezzone di questo spettacolo che si chiama Odisseo, colui che corse al di là del mare, che come tema Academy abbiamo presentato l'anno scorso in prima nazionale al Teatro Olimpico di Vicenza, il ciclo dei classici, e che abbiamo riproposto qui a Treviso. Allora, io devo dire una cosa, per quel che riguarda la mia esperienza. Questo festival ha avuto una grande attenzione da parte del Comune di Treviso. Quindi non posso dire di non aver avuto un'attenzione nei confronti diciamo di questa iniziativa, e secondo me questo dovrebbe essere un esempio virtuoso di come ci si avvicina, che non è necessario ma la disponibilità, mettersi a disposizione. Se io non avessi avuto questa disponibilità, a Vicenza da parte del direttore artistico Giancarlo Marinelli, allora direttore artistico, e qui a Treviso dell'assessorato alla cultura, quest'anno dall'assessorato alla scuola, perché abbiamo portato i classici a scuola e per una scelta abbiamo portato i classici negli istituti tecnici, cioè dove non ci sono come programma, perché è facile andare a parlare di classici al Canova, li fanno, lo sanno, ma è una sfida che abbiamo vinto, perché dopodiché adesso è arrivato il rientro di quei ragazzi che vogliono venire a far teatro, di farlo dove ci sono delle difficoltà, però tutto questo è possibile solo ed unicamente se io lavoro da una parte e c'è un'attenzione da parte della pubblica amministrazione, in questo caso per Mitos il Comune col sindaco Mario Conte che ci è sempre stato vicino, assessorato alla scuola con l'assessore Sernagiotto e l'assessorato alla cultura, quindi un'amministrazione vicina. Esatto, io ho trovato una vicinanza in questo, ma solo così possono andare avanti le cose. Allora guardiamo anche la seconda presentazione perché merita, poi commentiamo con Paolini, andiamo a vedere.
stato sottratto, ma tanto mi è rimasto. Anche se adesso non siamo più quelli che un tempo fermavano la luce e il sole. Siamo quello che siamo. Una schiera compatta. Allora, complimenti sempre professoressa Cordova, proprio non avevo dubbi di quello che lei ci avrebbe rappresentato, però vede Paolin cosa ha detto la professoressa Cordova, io non faccio politica, io dico che questo sindaco di Treviso con la giunta mi ha ascoltato, si è aperto e questo l'ha fatto anche con me, l'ho sempre detto, questo sindaco che ha messo a disposizione Villa Margherita inclusiva, dove abbiamo organizzato mostre, convegni, ma non come con Mirella Tuzzato, con tutte le associazioni, l'ULS, il CONI, il CIP, Alternativa Ambiente, la scuola Lepido Rocco. Abbiamo fatto mostre, mai chiesto una lira a nessuno, tutto gratuito, invitando la cittadinanza e adesso viene colpito da quella parte di sinistra perché le carte non sono a posto. Dopo 4 anni che ho invitato sempre, anche loro, sempre, sono venuti anche qua in trasmissione, all'improvviso si accorgono di Villa Margherita. Allora capisce che la cittadinanza riesce a recepire, ma come quella sinistra che fa parte, che si tiene paladina della fragilità, dell'inclusione, attacca quel problema là, ma è un problema quello perché magari qualche carta, non lo so, ma abbiamo fatto inclusione, abbiamo dato solidarietà, questo sindaco che per la prima volta dopo anni che questa villa era aperta non abbiamo chiesto una lira ma abbiamo dato, ecco, ha aperto alla comunità. Non va bene neanche questo, perché la politica guarda alto, questa è la verità. Paolin, prego, spero che ci sia solidarietà anche da parte vostra a questo sindaco che è duramente attaccato in questi giorni, prego. Ma sicuramente Mario è un amico oltre che un amministratore ineccepibile e come lui ce ne sono tanti altri, magari qualcuno hanno più problemi di bilancio o meno problemi e quindi a volte c'è meno attenzione, però secondo me, e mi unisco ai complimenti fatti per questo lavoro, e lo possono fare i media, bisogna pubblicizzare queste cose e io mi rendo conto che è più facile far passare la polemica, il sindaco, la mancata candidatura, gli insulti, invece secondo me anche da parte dei media divulgare queste eccellenze crea un effetto di trascinamento. È vero. Si parla sempre di polemiche. Più noi riusciamo a far vedere queste cose, più riusciremo a farne delle altre perché un altro sindaco si accorgerà che magari può avere con poco, può dare una mano e avere anche nella sua realtà magari esperienze di questo genere. Quindi il problema è far sapere un po' come l'ascoltatrice di prima che chiedeva un aiuto per l'Alzheimer, per la malattia del padre. Io mi chiedo, ma dov'è il medico di famiglia suo che avrebbe dovuto informarla, aiutarla e saperla indicare? La stessa cosa qui, noi dobbiamo diffondere l'eccellenza e permettetemi, in Veneto, eccellenza, io adesso non sono un esperto di teatro, ma vedevo solo dove erano, cioè il Teatro Olimpico, cioè noi abbiamo cultura, il Veneto potrebbe fare un'azienda con la cultura. Grazie Paolin, devo chiudere perché sennò non ce la faccio.
faccio, voglio sentire anche come saluta la professoressa Cordova e spero veramente che questa politica si avvicini alla scuola, a questo mondo, che forse impareranno molte cose proprio dai giovani. Ecco, sono loro che insegneranno proprio il pianeta, perché loro parlano di pianeta, che è una cosa bellissima. Prego, professoressa. Ma io credo che, tirando un po' le somme di quello che abbiamo detto, per andare avanti bisogna fare squadra. Quindi noi da soli non ce la facciamo e possiamo essere un motore e un aiuto per la comunità. E come diceva giustamente durante l'ultimo intervento, facciamole conoscere queste cose. Perché se vogliamo che anche i giovani a un certo punto si avvicinino alla politica, facciamo conoscere la buona amministrazione. La buona amministrazione, che nel loro caso vuol dire che dà a loro la possibilità di fare delle cose. Questo credo che sia la cosa migliore, però se non si fa squadra non si va da nessuna parte. Paolin, come ci saluta velocissimo, che sono in chiusura, prego. Condivido in pieno, condivido lo sforzo per pubblicizzare queste attività e secondo me aiutano anche le amministrazioni, perché poi è un ciclo virtuoso che aiuta tutto queste esperienze. Sì, però capisce Paolin che giustamente, come diceva la professoressa Cordova, bisogna fare squadra, bisogna fare rete, e là è il grande problema, perché c'è qualcuno che ancora va avanti con i campanili e i campanili non portano da nessuna parte. Noi viviamo su un territorio di campanili, Paolin, è inutile che ce la giriamo attorno, e il campanile più alto vince sempre sul più piccolo, che magari ha più idee di quello alto. Ma se la sinistra contesta la carta che manca, noi andiamo avanti, e il sindaco Conte lo sta facendo, andiamo avanti. Cioè, loro stanno cercando di fare il loro mestiere e di contestare il sindaco e fanno un piccolo lavoro di sabotaggio. Ma secondo me il lavoro che sta facendo la professoressa e quello che abbiamo visto è molto più grande e farà scomparire polemiche. La professoressa ha detto sicuramente. Grazie, grazie veramente a Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo Veneto Lega, grazie alla Giovanna Cordova, direttore artistico Associazione Tema Cultura, per quello che fa, per l'impegno che ci mette. Grazie a voi. Adesso leggerò la Costituzione, che leggo tutti i sabati con la poesia di Pasqua. Voi veramente grazie, e andiamo a sentire la Costituzione italiana. Tanti ospiti anche questa settimana, anche questo sabato, come avete sentito abbiamo parlato un po' di tutto, ma soprattutto cerchiamo anche di capire e che qualcuno, specialmente in politica, sia trasparente, perché è quello che vogliamo, la trasparenza su quello che fanno e su quello che decidono, perché sono anche i nostri soldi. Detto questo, finiamo questo sabato e non vi frenerò mai di ringraziarvi, soprattutto augurarvi una serena Pasqua a voi e a tutte le famiglie, perché siete in tanti che ci seguite, vi ringrazio tantissimo, veramente auguri sinceri da tutta Sveglia Veneti, da tutta Media Nord-Est. Allora iniziamo con la Costituzione, sapete che la Mirella ci tiene tanto perché è importante anche sapere cosa dice la Costituzione, scritta per tutti perché tutti la possono capire ed è molto semplice ma molto tosta. Allora, articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti da loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Avete capito?
Articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Sentite quanto è importante conoscere queste cose e sapere, perché quando andate dagli uffici pubblici dovete anche sapere quello che avete di diritto, diritti e doveri che questi funzionari devono avere nei vostri confronti. E adesso leggiamo questa bellissima poesia, C'est tutto de Rebalton, di Danilo Mason. Questa mattina ho scelto Marzo Zemato, perché è proprio matto sto marzo, anche a questo del 2024. Sul pibeo che ti aspetti a primavera, te catti tutto in bacucà. E il tempo cambia da mattina e a sera, un to così inverno, un to così sta. E il cielo promette poco de bon, me manda su tutta roba già sa, in semenie anche staion, neve e acqua casca sempre in sembrà. Quanti versuri gai macchine da arare, i teroessa a terra con fan calzetto, i cocai sul solco ga il suo grande affare, corive i melli canta già beo nero. Se brusca in mezzo primo e vioe, na catasta de cai da brusare, e faive voi alto verso il soe, ma sto tempo non fa niente ben sperare. Grazie, grazie, buona Pasqua!